54. San Giuseppe Più Jato. forte che non si sente. 19/11/54. San Giuseppe Jato. Sinta Di Maggio, lei nella sua qualità di imputato di reato connesso ha facoltà di non rispondere alle domande. Lei intende avvalersi di tale facoltà oppure no? Rispondo. Risponde. È presente il suo difensore, avvocato Tinaglia. Tinaglia del Foro di Palermo. Signor Presidente, mi scusi prima di iniziare. Se non ci sono telecamere di giornalisti Questo ci pensa il Tribunale. No, voglio dire una cosa, io volevo tolto il paravento per guardare il pubblico ministero e gli avvocati. Allora, le telecamere non riprendano Di Maggio né sul viso né sul corpo. I fotografi non fotografino Di Maggio. Possiamo togliere Lei si rivolga al Tribunale. Va Va bene? Lei attende la domanda e poi la risposta la dà al Tribunale. Il pubblico ministero può procedere all'esame. Signor Di Maggio, lei con decreto di fermo della Procura di Palermo del 14 ottobre del 1997 è stato tratto in arresto. Per quali reati? Per reati commessi ad Altofonte e a San Giuseppe Jato. E che tipi di reato? Ma reati danneggiamenti e omicidi. Omicidi. Questi omicidi quando sono stati commessi? Prima o dopo la sua collaborazione? Dopo la mia collaborazione. Lei ha confessato questi omicidi, questi danneggiamenti? Sì. Vuole spiegare al Tribunale, alla difesa e da noi perché, pur dopo aver deciso di collaborare con l'autorità giudiziaria nel 1993, negli ultimi anni lei è tornato a commettere reati gravissimi come omicidi ed altro? Sì, il discorso è questo. Nel periodo della mia collaborazione, venivano i carabinieri come il colonnello Mele o gente della polizia per catturare Giovanni Brusca. E allora negli anni della mia collaborazione si cercava di fare arrestare Giovanni Brusca e siccome non si poteva riuscire a prenderlo davamo alcune notizie tramite Nicola Lazio e Michele Camarda di avere qualche notizia e riferirla ai carabinieri, però nello stesso tempo abbiamo cercato di fare danneggiamenti a persone vicine a lui per farlo uscire allo scoperto. Sarebbe Brusca, Giovanni Brusca, per farlo catturare. Poi in seguito subentra che si sa che Giovanni Brusca vuole ammazzare Nicola Lazio. Lo sanno tramite i collaboratori, i carabinieri avvisano Nicola Lazio. Nel frattempo che Michele Camarda mi dava alcune notizie, gli sparano e lo feriscono, va a finire all'ospedale, si allontana. Chiedo scusa, a chi sparano? Sparano a Michele Camarda e lo feriscono e va a finire in ospedale, poi si cura, si allontana dalla zona sua, da Altofonte e se ne va nella zona della Toscana dove io lo vedevo spesse volte, stavo insieme a lui e lui per dire era un po' fastidioso a questa storia e allora subentra che tramite Nicola Lazio abbiamo un appuntamento con un dottore della polizia
per dargli notizie a questo dottore per fargli prendere Aistro Giovanni Brusca. Si sono messi in contatto, si vedevano a Palermo e allora diciamo Nicola Lazio ha dato alcune indicazioni le persone che potevano averlo diciamo vicino. Nel frattempo Michele si arresta Giovanni Brusca e Michele Camarda se ne torna in paese suo. In paese suo, dopo alcuni mesi così, provano ad ammazzare di nuovo a Michele Camarda e ci montano 2 volte dietro la porta per poterlo ammazzare. E allora, siccome lui nella prima volta che gli è successo il fatto stava più attento, così mi fa sapere a me questa storia che c'era Caffrì e un altro che lo chiamavano Lemionaro, un altro latitante, un certo vassallo, che volevano ammazzare a Michele Camarda. E allora a un certo punto si è arrivato alla decisione dice ma questi mi devono ammazzare davvero. Sono sceso io e abbiamo ammazzato a Caffrì. E così poi tramite questa storia subentra la storia di Santino Di Matteo per il discorso del figlio, perché questo Caffrì e questo latitante avevano le mani pure ingagliate sulla storia di suo figlio e lui pure diciamo contrito con i suoi paesani ad ammazzare questi. E così si sono fatti alcuni omicidi. Vuol dire contrito con i suoi paesani? Cosa vuole spiegare meglio questo? Era d'accordo con i suoi paesani per eliminare queste persone. Ma e perché? Perché per quale motivo? Il motivo era perché queste persone avevano diciamo erano coinvolti nell'assassinio del figlio di Matteo. E a parte Camarda che c'erano questi che lo volevano ammazzare. Vada avanti. E così diciamo nel frattempo che si sono commessi questi vari omicidi e tentati omicidi, e diciamo subentra Maniscalco che poi esce dalla galera e Maniscalco io per dire a Maniscalco l'ho aiutato nei processi perché Maniscalco è stato un uomo d'onore, un uomo che ha commesso degli omicidi in cui io gli dovevo la vita, perché lui mi ha salvato la vita e allora ho cercato di aiutarlo. Di aiutarlo come? Che io no dicevo fatti di Maniscalco e poi con un incontro che ho avuto precedentemente alla mia collaborazione, quella di Matteo, in un'aula di tribunale dove ci siamo incontrati e con Di Matteo io ho dato il numero del telefonino, poi ci siamo visti vicino Valdichiana, nella zona della Toscana. A questo momento non mi ricordo il posto preciso come si chiama. Signor Di Maggio, guardi, lei ha detto ha indicato i motivi per cui a un certo punto lei insieme ad altri ha commesso nuovamente degli omicidi. In che periodo è ritornato a commettere omicidi? Nel 96 mi sembra, quello di
o estate 95 o estate 96, quello di Gaffri. Estate 96, Caffri, esattamente. Lei ha già fatto riferimento a Maniscalco, vuol dire il nome? Maniscalco Giuseppe. Lei ha già fatto riferimento al fatto di io averlo aiutato nei processi. Sì. Ecco, più in generale, e poi ritorneremo su questo argomento, lei è stato arrestato nel gennaio del 1993, ha iniziato a collaborare e a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria. Sì. È stato arrestato nuovamente, come abbiamo detto, nell'ottobre del 97. Quindi vi sono stati 4 anni in cui lei, sia a procure della Repubblica, a varie procure della Repubblica, sia in numerosissimi dibattimenti, ha reso dichiarazioni nella veste di collaborante. Sì. Ha indicato l'appartenenza a Cosa Nostra di varie persone, ha riferito di omicidi, di estorsioni, di traffici di stupefacenti, di manipolazioni di appalti. Ecco, lei in queste dichiarazioni che rendeva nella veste di collaborante ha mai accusato qualcuno falsamente? No, mai. Però lei ha detto un attimo fa che ad esempio ha aiutato Maniscalco. Vuole precisare allora in che cosa? Quindi lei non ha detto la verità su alcune cose, vuol precisare allora in che senso lei ha mentito, perché lei stesso ha detto quali sono state le cose non vere che lei ha detto. Io ho mentito nel senso di aiutare il Maniscalco, perché il Maniscalco nel periodo che a me, diciamo, la famiglia Brusca mi aveva messo da parte e mi voleva ammazzare, e allora Maniscalco è stato l'uomo che a me mi ha avvisato e allora io me ne sono andato dal paese. Grazie a lui diciamo, mi ha salvato la vita. Aiutare Maniscalco che cosa significa esattamente? Aiutarlo perché Maniscalco era accusato di collaboratore come Di Matteo e La Barbera di vari fatti. È accusato da Di Matteo e La Barbera? Sì, di vari fatti, che lui era pure uomo d'onore e altri fatti di omicidi. E allora in quel caso, in quell'incontro che io ho avuto con Di Matteo, ho cercato di dire a Di Matteo e in secondo tempo alla Barbera di potergli dare una mano a Maniscalco per vedere se lo potevamo aiutare. Ma aiutare nel senso quindi di non coinvolgere, di omettere le dichiarazioni sulla responsabilità di Maniscalco? Sì, sì. Ma una cosa ci deve precisare a questo punto. Aiutare Maniscalco significava non accusare Maniscalco. Sì. Ma significava per caso accusare qualcun altro al posto di Maniscalco? No, mai. Escludendo Maniscalco, escludendo in vari fatti. Ma senza nel contempo alterare i fatti o le responsabilità? Sì, sì. Un'altra cosa, lei ha detto quindi che... Scusi, questi fatti erano omicidi? Sì. Lei ha detto quindi che ha omesso lei stesso di parlare delle responsabilità di Maniscalco e ha invitato Di Matteo e La Barbera a fare la stessa cosa. Sì. E questo perché Maniscalco le aveva salvato la vita. Sì. Al di là di Maniscalco, lei ha pure omesso di dire tutta la verità su responsabilità di altre persone? Io ho detto tutta la mia verità e i fatti che a me
mi costano, diciamo che io ho vissuto insieme ad altre persone e persone extra io non ho chiamato mai in causa. Sì, non mi sono spiegato bene o lei non ha capito la domanda. Lei ha detto che non ha mai accusato nessuno falsamente, nel senso non ha mai attribuito ad altri responsabilità che non avessero. Io le ho chiesto un'altra cosa. Come lei, nello stesso senso cui lei ha detto che ha aiutato Maniscalco, cioè Sì. non ha parlato di Maniscalco, Sì. lei non ha parlato di qualcun altro, le faccio un nome, di un certo Ferraro Salvatore di Caltanissetta. Sì, sì. Scusi, se fa addirittura il nome, stiamo cercando di capire se ha omesso o non ha omesso e poi gli si chiede non ha omesso di parlare di, mi pare che la domanda... Rettifico la domanda, lei ha aiutato, fra virgolette, nello stesso senso in cui ha aiutato Maniscalco, cioè omettendo di dire quello, di farne il nome, ha aiutato qualcun Signor altro? Presidente, io non mi pare si possa condividere questo metodo di fare domande. In questi termini la domanda è ammessa, Avvocato Signor Spacchi. Presidente, si fa riferimenti al suggerimento omettendo di dire questo, aiutato in senso generale. omettendolo. Già l'ha Questo non mi spiegato pare che che significa sia corretto aiutare, questo Avvocato modo. Spacchi, l'ha già spiegato poco fa. Stiamo cercando Come ha di aiutato accertare- Maniscalco. Ho sbagliato io a non intervenire prima quando c'erano già domande che davano le risposte. No, le domande sono state tutte ammesse perché ritenute corrette. Prego. Poi, su chi altri ha taciuto? Sì, va bene, ho capito. Io ho taciuto su Ferrara perché io lo conoscevo come uomo d'onore della famiglia di Caltanissetta, però diciamo fatti specifici con lui non ce ne sono mai stati, solo c'era un certo rispetto e lo conoscevo come uomo d'onore della famiglia di Caltanissetta. E allora, perché io ho aiutato lui? Perché quando io sono andato via da San Giuseppe Ato me ne sono andato in Canada e sono andato a casa sua, che lui abitava in Canada, e questa è l'altra persona che io ho, diciamo, non ho detto niente, che non era uomo d'onore. Era in Canada o negli Stati Uniti, ospite di Ferrara? In Canada. Ma voglio dire, lei si rendeva conto che doveva dire tutta la verità all'autorità giudiziaria? Sì, sì. Ha omesso queste due persone? Ha taciuto altre responsabilità? No. Sono questi quindi i due unici casi in cui lei ha taciuto i nomi di persone che conosceva comunque appartenenti al mondo di Cosa Nostra? Sì. Ora, lei il 12 e il 13 dicembre del 1996 è stato sentito in questo dibattimento, nel dibattimento del processo Andreotti, e ha reso articolate dichiarazioni riguardanti un incontro tra Salvatore Riina e l'imputato senatore Andreotti avvenuto a caso di Ignazio Salvo, affermando di essere stato fisicamente presente a questo incontro. Quando lei ha reso queste dichiarazioni, e da ultimo, ripeto, le ha rese in questo dibattimento il 12 e il 13 dicembre 96, lei ha detto la verità o ha detto il falso? No, ho detto la verità. Tutto quello che ha detto sul punto lei conferma di aver detto la verità? Sì, sì. Durante il periodo della sua collaborazione lei ha avuto rapporti con Gioacchino La Barbera. Sì. In questo periodo Gioacchino ha mai detto a Gioacchino La Barbera qualcosa circa la veridicità o meno di queste sue dichiarazioni? Cioè ha detto a Gioacchino La Barbera, parlato di questo incontro con Andreotti, se le sue dichiarazioni... Sì, questo è. L'ha capito la domanda.
rispondi. Se io ho detto mai a Gino La Barbera il fatto di questo incontro con Andreotti? Se le sue dichiarazioni erano vere o erano false? No, mai. Non ne ho parlato mai con La Barbera di questo fatto. Ma dopo, mentre era collaborante, dopo che era stato il dibattimento e il discorso, non è caduto mai su questo argomento? No. Perché vede, lei nel corso del confronto con Gioacchino La Barbera, confronto depositato, le è stato contestato che appunto Gioacchino La Barbera aveva appreso da lei che le sue dichiarazioni erano vere, che queste dichiarazioni, questa conferma della veridicità delle sue dichiarazioni lei le avrebbe date a Gioacchino La Barbera nel corso di un incontro nella piazza di Altofonte. Lei ricorda questo incontro nella piazza di Altofonte con Gioacchino La Barbera? Guardi, io nella piazza di Altofonte ci passavo quasi tutti i giorni, però che io ho detto a Gino La Barbera un fatto di questo, a me mi sembra assurdo perché io non gliel'ho detto. E allora questa era una contestazione, quello di poco fa, che lei ha fatto? Sì. O no? Sì, è una contestazione nel senso che il testo di maggio ha detto esattamente quando la contestazione nel verbale di confronto. Non abbiamo capito che cosa ha detto nel verbale di confronto, questo non abbiamo capito. Sì. Lo vuole esplicitare? Sì, è la pagina 33 del verbale di confronto. A un certo punto, a contestazione del pubblico ministero, il pubblico ministero chiede: signor Di Maggio, in quel periodo in cui entrambi, lei e La Barbera, collaboravate con la giustizia, lei ha avuto occasione di parlare con il La Barbera delle sue dichiarazioni su Andreotti? E il Di Maggio risponde: mi sembra di sì. Il pubblico ministero: mi sembra o è sicuro? Non mi ricordo, risponde il Di Maggio, non mi ricordo io questo particolare. Dove ho parlato di questo? Per capire, magari per essere sicuro. Quindi nell'ambito... alla fine questo mi sembra rimane sempre mi sembra oppure si modifica? Sì. Poi continua ancora il pubblico ministero: quando ne ha parlato con La Barbera, ha detto alla Barbera che quelle sue dichiarazioni erano vere o che quelle sue dichiarazioni erano false? Il Di Maggio risponde: vere. Chiedo scusa, Presidente, non era questo l'oggetto della contestazione. Come no? La contestazione si muoveva su un'altra parte, sul problema Altofonte. Lui ha negato in radice l'incontro. Lui ha negato in radice l'incontro con La Barbera su questo argomento, è vero? E no. Il pubblico ministero gli sta contestando che ha detto quantomeno mi sembra, no? No, signor Presidente, se no facciamo una grossa confusione. Qui le circostanze sulle quali è avvenuto il confronto e su cui vi sono state contestazioni sono due e diverse. Uno è se il Di Maggio abbia mai incontrato in Altofonte, e quindi fatto storico, se abbia mai incontrato in Altofonte La Barbera e in quella occasione gli abbia detto mi sono incontrato. Questo è il fatto storico, e Di Maggio ancora adesso mi pare abbia detto è assurdo. Mi pare che è incredibile che io gli possa aver detto queste cose, perché non. Aspetti, un momento, Presidente. Nel verbale invece si dice mi sembra. No, ecco, questo è il punto, Presidente. Poi invece c'è una seconda domanda, e quindi si apre un altro capitolo, e cioè se, indipendentemente da quell'incontro, quando erano già collaboranti, il Di Maggio abbia avuto occasione di parlare di questo incontro del senatore Andreotti con La Barbera. Quindi sono due cose diverse. Uno, se lui si è mai incontrato in Altofonte, se ha ricordo di questo incontro. La seconda, e lo ha negato in questo momento anche. L'altra questione è se poi comunque
dopo la collaborazione, abbia parlato del senatore Andreotti con la Barbera, e qui inizia mi sembra di sì. Quindi sono due, se abbiamo ben inteso, ma abbiamo ben inteso il verbale di confronto, quindi sono due cose diverse. Presentate così si corre il rischio di accavallarle e di fare confusione. Chiedo scusa, quando se la difesa ha completato dall'altra parte si può controllare la registrazione. La domanda del pubblico ministero era se durante il periodo della collaborazione il Di Maggio avesse in qualche modo parlato con il La Barbera delle sue dichiarazioni nel processo Andreotti e del fatto se queste dichiarazioni erano vere o non erano vere, e in particolare se ne avesse parlato in occasione di un incontro nella piazza di Altofonte. Questa era la domanda del pubblico ministero. Il Di Maggio ha detto no, e la contestazione è scorretta perché proprio nell'ambito di quel confronto invece il Di Maggio afferma a domanda del pubblico ministero la stessa domanda, ammette di averne parlato con il La Barbera e ammette di aver detto alla Barbera che le sue dichiarazioni nel processo Andreotti erano vere. Quindi credo che la contestazione abbia esattamente lo stesso oggetto dell'originaria domanda. E allora, ha sentito la contestazione? Sì, l'ho sentito. Lei là ha detto mi sembra. Mi sembra, ma l'ho detto. Poi, e chiedo scusa, e poi, prego, mi sembra... Ho detto mi sembra, io non l'ho detto, io l'ho detto. Chiedo scusa, allora la contestazione a questo punto è precisa. A un certo punto il pubblico ministero domanda: quando ne ha parlato con la Barbera, ha detto alla Barbera che quelle sue dichiarazioni erano vere o che quelle sue dichiarazioni erano false? E Di Maggio risponde: vere. Pagina 34 della trascrizione integrale del verbale di confronto. E allora Di Maggio ci dica come stanno le cose. All'inizio. Ci dica come stanno le cose, Di Maggio. Le cose stanno che io in quell'occasione, se io ho detto vero, in quel momento come mi sentivo io in quel confronto, avevo detto nella confusione dei discorsi, avevo detto sì, è vero, io l'ho detto, però io del discorso Andreotti non ne ho mai parlato con nessuno. Lei per caso, signor Di Maggio, mentre eravate entrambi collaboranti, non è che per caso ha ricordato alla Barbera un incontro che lei aveva avuto con la Barbera nella piazza di Altofonte e anni prima, in occasione del quale lei era vestito elegantemente con un giubbotto di renna, una camicia di seta e un paio di pantaloni blu? La Barbera nel confronto aveva affermato di aver avuto questo incontro con lei, aveva descritto come era vestito. Lei ricorda di aver avuto questo incontro in cui era vestito con questi abiti? Io non posso andare a ricordare se ero vestito con questi abiti dopo tanti anni. Io Altofonte, io l'ho detto, io ci passavo spesso e quando li vedevo in piazza mi fermavo io. E se ero vestito in un modo o ero vestito in un altro modo, io non lo so. Lui ha sul ricordo come ero vestito, io non mi ricordo come ero vestito. Maggio, andiamo alla sostanza delle cose. Oggetto del confronto è stato questo contrasto. La Barbera dice: mentre eravamo collaboranti, una volta Di Maggio mi disse che quel che aveva detto nel processo Andreotti era vero, e mi disse, e ricordò un incontro nella piazza di Altofonte in cui lui era vestito elegantemente, ed era un incontro che avevamo avuto nella piazza di Altofonte in cui lui, Di Maggio, si stava preparando l'incontro tra Rina e Andreotti. Lei, questo è l'oggetto del confronto, e nel corso di questo confronto lei a un certo punto ha detto che ha riconosciuto, dopo aver inizialmente ha detto di non ricordare, ha detto mi sembra, poi andando avanti nelle contestazioni lei ha detto che effettivamente questa cosa alla Barbera gliel'aveva detta.
Adesso, oggi, in questo dibattimento, lei sta dicendo un'altra cosa, che non ne ha mai parlato con nessuno. Quello che sta dicendo adesso è in contrasto con quello che ha detto nel confronto. E io gli sto dicendo, nel confronto che io ho avuto con la Barbera, quando è stato, era un momento mio di confusione che io non capivo niente. In che data è stato fatto questo confronto? In che data è stato fatto il confronto? Il confronto viene fatto il 16 ottobre. Cioè dopo l'arresto? Dopo l'arresto. Ero in uno stato di confusione che io non capivo niente, e allora avrò detto, mi sembra, o forse gli ho detto, però oggi qua ripeto, con la mente più serena e più chiara, che io alla Barbera non gli ho detto niente. Quindi lei non ha mai lei oggi sostiene che non ha mai parlato con la Barbera di niente che riguardasse il processo Andreotti? Sì. Prendiamo atto e chiediamo di produrre qua l'oggetto della contestazione. Va bene, il confronto nella parte in cui... Presidente, se l'accusa è d'accordo, è talmente intricato questo confronto che sarebbe il caso di negarlo tutto. Sì, senz'altro d'accordo. Il Tribunale per ora, se le parti poi sono... Il Tribunale dispone l'acquisizione del verbale di confronto per la parte in contestazione. Ma praticamente è tutto su questo, quasi tutto su questo punto, Presidente. Però queste due risposte mi sembra di sì ed è vero. Questi sono i contrasti. Sì, ma sono intrecciate. Vabbè, però leggendolo, insomma, il Tribunale ha una visione, insomma. Se lo aveva tutto non può stare. E allora andiamo avanti, Pubblico Ministero. Cominci tu. Ancora poi la Barbera non l'abbiamo sentito, quindi. Sì. Per la precisione dei fatti, poiché il ricordo di La Barbera è assolutamente vivo, quantomeno nel un giubbotto di renna, un paio di pantaloni blu e delle camicie di seta. Il pantalone blu io le avevo, sto giubbotto di renna, ne ho avuto il giubbotto di renna io, però ne ho avute marrone, ne ho avute blu, ne ho avute nere, altri colori. Però in quell'occasione che io sono andato insieme a Rina nella casa di Ignazio Salva, io ci sono andato investito, non ci sono andato io né pantalone blu né giubbotto di renna. Investito che significa? Un vestito, giacca e pantalone, diciamo un completo. Prego. Per questo tema il pubblico ministero ha esaurito. Vogliamo passare ad altro? Allora i discorsi con... Signor Di Maggio, quando lei andava a trovare Rina, informava preventivamente o anche successivamente Emanuele Brusca? Sì, o per motivi di portargli dei conti Emanuele Brusca a Rina della cantina, oppure portargli qualche risposta per suo padre o per quello che competeva la cantina. Gaggio. La cantina? Gaggio. 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 Senta, Emanuele, quando lei si incontrava con Rina, poi le chiedeva notizie sul contenuto di questi incontri? Ma nelle competenze, diciamo, nel contenuto, nelle competenze che competevano a lui, altre competenze non gli potevo dare nessuna, diciamo, chiarimento. E quali erano queste competenze che spettavano a Emanuele Brusca?
Ma competenze a livello diciamo o di cantina o di processi, a livello di andare a parlare con qualcuno. Ecco, che cosa intende a livello di processi? Di che cosa si interessava Emanuele Brusca relativamente ai processi? Relativamente al processo, diciamo al maxiprocesso, perché aveva avvicinato, per dire, un capitano dell'esercito per avere, diciamo, perché questo capitano conosceva il presidente Giordano, per fargli avere qualche sconto a suo padre. Senta, a lei personalmente è capitato di andare ad incontri con Riina insieme ad Emanuele Brusca? Incontri, ma mi sembra una volta. Sembra che significa... Ecco, appunto. No, insieme ad altri vero e proprio no, però in casa di altri sì. Cioè non l'ho capito. Lasci perdere dove è avvenuto l'incontro fra voi tre. La mia domanda è questa. Lei con Emanuele Brusca, è capitato a lei di andare ad incontri con Riina, svoltisi, lasci stare dove, non ci interessa, Sì. insieme ad Emanuele Brusca? Con altre persone? Anche con altre persone, da soli o anche con altre persone? Io, Emanuele Brusca, incontrarmi con Rina sì. È questo sì. intendevo chiedere. Senta, e nel corso di questi incontri le è capitato di vedere che Emanuele Brusca e Riina si appartassero da soli per discutere fra loro? Sì. E lei in queste circostanze ha saputo di che cosa abbiano parlato? Dipende cose, diciamo, a livello che mi poteva dire mi diceva, cose che non mi poteva dire non mi diceva. Quindi c'era, diciamo, è accaduto che ci siano state cose delle quali Emanuele Brusca ha parlato con Riina e che non ha portato a sua conoscenza, e così ho capito Sì. bene. Senta, dopo che si svolse l'incontro tra Riina ed Andreotti a casa di Ignazio Salvo, lei quello stesso pomeriggio incontrò Emanuele Brusca a San Giuseppe Jato? Io, il mio ricordo che io ho avuto un confronto con Emanuele Brusca e Emanuele Brusca mi ha fatto ricordare che una sera ci siamo visti da Gino Figarotta e io gli ho detto è possibile che ci siamo visti, e tutte le volte che io venivo da incontri con Rina gli davo sempre salute a Emanuele Brusca e da parte di Rina per darle pure a suo padre. Mi scusi, ecco, la domanda è più specifica e gliela ripeto. Dopo che si svolse l'incontro fra Riina ed Andreotti a casa di Ignazio Salvo in Palermo, lei in quello stesso pomeriggio, tardo pomeriggio, incontrò Emanuele Brusca a San Giuseppe Jato? Penso di sì, mi sembra di sì. Che significa penso di sì, mi sembra di sì? Io il ricordo lo vago, diciamo, di questo incontro, perché tante volte ci incontravamo quando io venivo da Rina e lui nel confronto mi ha fatto ricordare quella sera eri vestito elegante con il vestito, sì. E questo, scusi un istante, questo ricordo che le ha rievocato Emanuele Brusca corrispondeva al vero oppure no? Questo ricordo? Sì. Sì. Che lei nel corso dell'incontro era vestito elegantemente, Sì. perlomeno elegantemente rispetto al suo normale modo di vestire. Sì. E
ricorda se Emanuele Brusca nel corso di questo confronto che è avvenuto il 16 ottobre 97 alle ore 20:52 le ricordò pure qualche altro particolare oltre a quello del vestito per sollecitare i suoi ricordi, per risvegliare i suoi ricordi? Non la faccio la domanda diversamente Sì. per non suggerire la risposta. Sì, Vuole dire al Tribunale e a tutti noi che cosa Emanuele Brusca aggiunse dicendo: Balduccio, ti ricordi questo, quest'altro? Che cosa le disse? mi disse che se c'era stato un incontro con Totò Riina e Andreotti, nell'incontro che noi nel confronto che abbiamo avuto, però la mia risposta è quella che io non ricordo a lui di averle detto che c'è stato quell'incontro. E non lo ricorda o lo esclude? No, io non lo escludo, però non ricordo che io gli ho detto, diciamo, quell'incontro. Ed invece degli altri fatti che Emanuele Brusca le ha ricordato nel corso di quel confronto, che cosa lei ha confermato? A parte questo non ricordo. Il vestito lo ha confermato? Sì, I saluti che Totò Riina mandava a Bernardo Brusca li ha confermati? sì, ma non quella volta solo, tante volte, tutte le volte. Che l'incontro era avvenuto davanti all'officina di Ciro Ficarotta lo ha confermato? Sì, Che si trattava di una domenica di settembre nel tardo pomeriggio lo ha confermato? no, non ricordo. Che si trattava di un periodo nel quale si stava facendo la vendemmia, nel senso che era appena iniziata o stava per iniziare? Si ricorda di averlo confermato oppure no? No, non ricordo di averlo confermato. Che avevate che l'Emanuele Brusca le ha ricordato che lui già sapeva che era in programma un incontro tra Totò Riina ed il senatore Andreotti. Lei ricorda che Emanuele Brusca glielo disse e ricorda che cosa lei gli rispose? Diciamo nel confronto lui sì, mi ha detto che lui era al corrente di questo incontro fra Riina e Andreotti, che lui era, diciamo, il tramite. E lei che cosa... Doveva essere lui il tramite. Ecco, e lei che cosa rispose a questa, o che osservazioni fece a questa notizia che nel corso del confronto le ha dato Emanuele Brusca? Non ricordo che osservazione gli ho fatto. Ricorda di essere rimasto sorpreso? È una forma di contestazione. È una forma di contestazione. Sì. sorpreso, Presidente. Certo, sorpreso perché ignorava che vi fossero stati questi contatti. Signor Presidente, la contestazione dov'è intanto, Presidente? Io scuso. È una forma di sollecita il ricordo, perché il testo ha non detto esiste, o fa non la lo ricordo, contestazione o non lo fa. non lo ricordo, e allora si sollecita il no, ricordo con la Presidente. contestazione. Ma traendolo da dove, Presidente? Dal Ma no, perché scusi, sa, verbale di no, Presidente, perché per esempio noi non abbiamo fatto in tempo a intervenire, ma il pubblico ministero ha chiesto se ricordava nel confronto di aver fatto riferimento ad una domenica, ha risposto non ricordo, ma di domenica qui non si è mai parlato, mentre così come è stata presentata la domanda
potrebbe nel testimone insorgere il dubbio di aver parlato o che si sia parlato della domenica. Quindi se si fa il riferimento a quel che è stato detto nel confronto, bisogna che il riferimento sia preciso e puntuale. Certo. E questo vale anche per l'ultimo intervento. Scusi, soltanto per chiarire, il riferimento alla domenica era alle parole di Emanuele Brusca. Ricorda che Emanuele Brusca le disse che una domenica nel tardo pomeriggio, in periodo in cui era iniziata la vendemmia o stava per iniziare, davanti all'officina di Ciro Ficarotta avvenne un incontro, era la premessa, e le parole sono di Emanuele Brusca, che le ha peraltro ripetute di fronte a questo tribunale nella pienezza del contraddittorio. No, Presidente, scusi. Questa di domenica non la ricordiamo. No, ma Sì, Presidente. Ma c'è di più, Presidente, c'è di più. Pubblico Ministero, ed allora signor Brusca, lei il 13 ottobre 97 ha dichiarato che nel settembre dell'87 non ricorda esattamente il giorno, altro che domenica, non ricorda esattamente il giorno, e comunque mentre era in corso la vendemmia, quindi addirittura questa domenica, se lo hai ricordato il Pubblico Ministero per altre fonti, d'accordo, ma certamente qui non c'è, e quindi presentata in questi termini la domanda diventa suggestiva e fuorviante, signor Presidente. Quindi anche quando si vuole sollecitare si faccia riferimento alle pagine del confronto, perché il passaggio di questo processo in questa fase è molto delicato. Scusi, Avvocato Coppi, che Emanuele Brusca lo abbia detto al dibattimento. Allora gli si contesta che l'ha detto al dibattimento, non in sede di confronto. Glielo dica allora il Pubblico Ministero. Ma scusi un istante. Lasciamo stare la domenica pomeriggio, cioè la domenica che ci può interessare fino ad un certo punto. Ho fatto riferimento ad un dato tratto dal dibattimento. Emanuele Brusca, lo abbiamo già sentito, ci ha detto questo. Stavo ricordando al Di Maggio se nel corso del confronto ricordava questi elementi che Brusca gli ha detto per rievocare il suo ricordo sull'incontro e sul contenuto dell'incontro. Quando lei contesta il verbale di confronto deve contestare. Non ho fatto contestazioni, Presidente, erano soltanto sollecitazioni. La sollecitazione è una contestazione. Va bene. E poi, signor Presidente, E allora deve contestare quello che c'è scritto nel verbale di confronto. aggiungo questo: siccome sembra che tanto al Tribunale quanto alla difesa, è passato parecchio tempo e può darsi che sbagliamo, non ci risulta il riferimento alla domenica, a questo punto il Pubblico Ministero ci indichi il verbale di dibattimento da cui ricava il particolare. Non ce l'ho qua con noi e allora quindi cancelliamo la domenica. non cancelliamo la domenica, la verifichiamo ed eventualmente la diamo, non c'è bisogno di cancellarla, Avvocato. Se si fa riferimento ad un fatto che non è già consacrato in un verbale, il fatto è inutilizzabile ex se, e lei lo sa meglio di me. Pubblico Ministero, Quindi, per la regolarità, sì, Presidente. contestare il verbale di confronto, se ci sono altre dichiarazioni e ci sono, D'accordo. e sia il Tribunale che la difesa non ricordano, fanno presente. Non stavamo procedendo ad una contestazione, ma ad una sollecitazione dei Mi ricordi. consenta, Presidente, vale anche questo, che quando si richiama il verbale di dibattimento e sul punto non c'è comunanza di ricordi, qui addirittura neppure il Tribunale lo ricorda, o si tira fuori il verbale di dibattimento, se no non si può insistere su quel punto, perché che il Pubblico Ministero abbia diritto di chiedere se risultava che era di domenica o meno, questo è un punto, ma dire che Brusca nel dibattimento ha parlato di domenica quando non siamo affatto sicuri che questo sia avvenuto, e quando anzi pensiamo che questo non sia avvenuto, si risolve ancora in una volta, sia pure involontariamente, in una suggestione per il testimone. Va bene, professore Coppi, lo verificheremo. Se per caso il ricordo è come dice lei, le chiederò scusa, diversamente attenderò le sue. Prego. No, mi perdoni, sta facendo una questione, Evitiamo queste polemiche. appunto, dico, è una cosa semplicissima. La regola è quella di contestare. Non c'era le cose contestazione, che Presidente, c'era una sollecitazione di ricordi. È la stessa cosa secondo il codice della contestazione. Prego. Ed allora, prima di procedere ad una contestazione formale, signor
Di Maggio. Vuole ripetere che cosa ha detto al Brusca Emanuele alla fine di questa rievocazione che il Brusca Emanuele ha fatto di quel vostro incontro, circa il fatto che lei gli aveva parlato di un incontro avvenuto poco prima, al quale lei era stato presente, tra Salvatore Riina e il senatore Andreotti. Il ricordo di Emanuele che mi ha ricordato che ci siamo visti davanti all'officina Figarotta con il vestito, mi ricordo, però che io gli abbia riferito discorsi di Andreotti, io non mi ricordo. E questo non ricordo che cosa significa? Che lei esclude di averglielo detto o che non è in grado di dire oggi se glielo ha detto? Una domanda in questi termini. Avvocato Sbacchi, non ricordo significa non ricordo. No, Presidente, perché devo procedere ad una contestazione. Per ora ha detto non ricordo. Non ricordo. E allora glielo contesto, pagina 7 della trascrizione integrale del ricordo. C'era un'analoga domanda del pubblico ministero, quindi non ricordo, tra virgolette, significa che potrebbe anche averglielo detto, cioè che potrebbe aver ragione il signor Brusca, se la difesa mi consente di... No, questa è un'ipotesi. Come, Presidente? Significa, sono le interpretazioni che il pubblico ministero surrettiziamente dà. Presidente che stava... Scusi, Presidente. Questa è un'ipotesi che No, lei Presidente, fa non è un'ipotesi, è un fatto, è una richiesta di chiarimento, perché a questa richiesta di chiarimento il Brusca, il Di Maggio risponde sì, cioè il non ricordo per lui in questo confronto significava che poteva avere ragione il signor Brusca, cioè lui non era in grado né di confermare né di escludere. È chiaro? Il non ricordo significa può essere sì e può essere Esatto, no. Questo è il e non volevamo essere certi di ricordo. questo. È un'ipotesi. Non ricorda. Prego. Siamo d'accordo su questo? Cioè non c'è dubbio sull'interpretazione del non ricordo, Presidente? L'interpretazione poi la vedremo dopo. No, Presidente, mi perdoni, l'interpretazione la vedremo dopo fra noi, avendo una persona che è sostanzialmente la persona che deve dire quello che è accaduto nella sua vita. Desideriamo essere certi che questo non ricordo significa... Non significa niente il non ricordo. Come non significa niente, Presidente? Ha detto non ricordo. Che cosa significa questo non ricordo? Significa che io non lo ricordo se gliel'ho detto o gliel'ho detto. Questo. D'accordo. Basta. Un istante. È andato insieme, l'abbiamo detto, sì, passiamo avanti. Signor Di Maggio, come abbiamo detto e ricordato poco fa, lei ha già deposto in questo dibattimento nei giorni del 12 e 13 dicembre del 1996. Dopo che lei ha deposto in questo dibattimento, lei ha ricevuto da qualcuno delle proposte per modificare le dichiarazioni che aveva reso in questo dibattimento sull'incontro tra Andreotti e Riina? Sì. Ecco, vuole raccontare in modo ordinato, quindi significa con un ordine cronologico, dal primo fatto che è avvenuto, poi il secondo, il terzo, in modo analitico, cioè in modo preciso, raccontando i dettagli, i particolari, quello che è accaduto. Ma quello che è accaduto, diciamo, nel 95, dopo quell'incontro che io... Tenga conto che il Tribunale non sa niente,
Sì. Quindi non dia per scontati dei fatti che noi e la difesa conosciamo ma il Tribunale non conosce. Sì. Quindi ricominciamo da capo. Faccia conto che queste persone non sanno niente di quello che lei ha dichiarato, quindi spieghi i fatti come se li dovesse spiegare una persona che è assolutamente all'oscuro di quello che è accaduto. E stavo spiegando proprio, stavo arrivando là. Il discorso è questo, che nel 95, mi sembra d'estate, mi viene a trovare Migliore a Pisa. Chi è questo Migliore? Migliore Baldassare di San Giuseppe Ato. Che lui aveva difficoltà con la SIP, perché lavorava con la SIP, perché erano in causa, e allora voleva una mano da parte mia, parlando con la procura di Palermo, se poteva fare qualcosa. E allora io di quello che potevo fare ho chiesto una mano alla procura di Palermo se lo potevano aiutare, perché si trattava di lavoro che lui da tanti anni che lavorava con la SIP. A un certo punto se ne doveva uscire senza, pagando dei soldi e senza una lira, se ne doveva andare dalla SIP. Allora nel 95, diciamo in quell'estate, mi viene a trovare e mi parla di questa situazione, che gli potevo dare una mano, e lui a un certo punto si parlava, dicevo, sai, tu immagini se Andreotti tirasse una certa cifra. Dica la cifra, se Migliore l'ha detta la cifra, dica la cifra. Si ha detto 7-8 miliardi a sti livelli, dice ribaltassero, dice la situazione, ribaltassero tutto il discorso Andreotti Resti che non fosse vero, quindi certo che si sistemassero bene. Però è stato un discorso superficie, non è stato un discorso, era un discorso così. Mi scusi, ma Migliore nel fare questo discorso Sì. le disse anche che lui aveva se lui aveva delle possibilità di arrivare a Andreotti? Lui mi ha detto, dice, io potrei avere pure possibilità di arrivare a Andreotti. E glielo spiegò come? Tramite politica, tramite politici che lui conosceva politici a Roma, diciamo, perché lui è uno della DC, è il Migliore. Però è stato un discorso fatto così, un discorso che non si è mai più ritornato in quel discorso, dopo tante altre volte ci siamo visti. Non si è ritornato mai a quel discorso, perché è stato un discorso in aria. Ecco, mi scusi, tanto per focalizzare meglio la figura di questo Migliore, diciamo qualche cosa di più. Lei quando l'ha conosciuto questo Migliore? Migliore io l'ho conosciuto, io ero bambino, lui abita nel mio paese, lo conosco da sempre, diciamo. Da sempre. E lei ha detto che, se ho ben capito, è un imprenditore? Sì, lavora con la SIP. Con la SIP. È stato sindaco di San Giuseppe Jato? Sì. Senta, lei l'ha mai appoggiato politicamente? Ma politicamente, diciamo, l'ho favorito qualche volta. E come l'ha favorito? Chiedendo a qualche amico se gli poteva dare qualche voto. Quando cioè lui si presentava alle elezioni comunali? Sì, sì. E per questo motivo lei è stato richiamato dai Brusca? Per questo motivo? Perché aveva aiutato Migliore? Sì, ero stato richiamato dai Brusca dicendo di non appoggiare il Migliore.
Perché loro volevano appoggiare qualche altro candidato? Sì, volevano appoggiare il parente, che è Calogero Brusca. Calogero Brusca. E Migliore e Calogero Brusca erano tutti e due lo stesso partito? Ma mi sembra di sì. Ho capito. Senta, lei ha avuto anche rapporti di affare con questo Migliore Baldassare? Ma rapporti di affare no. Questo Migliore Baldassare ha fatto degli investimenti nel settore dei gettoni telefonici? Sì, sì. Lei ha acquistato dei gettoni telefonici da lui? No, acquistato no. Comunque gli ha dato delle somme da investire? Non erano soldi miei, erano soldi di mio zio. Di suo zio. Comunque gli ha affidato queste somme? Sì, E che somme erano? Di che entità? ma mi sembra sui 50 milioni. Quindi era una persona di cui si fidava? Sì, Lei ha detto che si è incontrato più volte con questo Migliore, è vero? sì. Diciamo dal 1995 sino all'ottobre del 97, quante volte si è incontrato? Ma non so, 4-5 volte. 5 volte. E dove si incontrava con lui? Io e il Migliore all'aeroporto a Pisa. L'aeroporto a Pisa. O certe volte veniva a stazione di Pisa. Stazione Pisa. Lei in quel periodo abitava a Pisa o in un paese vicino Pisa? Sì, sì. E Migliore veniva appositamente per trovarla oppure aveva altri affari da svolgere a Pisa? Ma come altro affare non lo so, lui andava a Roma. No, dico, veniva a Pisa solo per trovare lei? Sì, sì. Per trovare lei. E quindi nel corso di uno di questi incontri Migliore fa questo discorso sul processo Andreotti? Sì. Avviene nell'estate del 95 questo discorso? Mi sembra. È sicuro? Perché io le ho ricordato che lei in questo processo ha deposto nelle date del 12 e 13 dicembre del 1996. Tenuto conto di questa data, cioè lei qui ha deposto 12 e 13 dicembre del 96, questo discorso con Migliore è avvenuto prima o dopo che lei aveva già deposto il processo Andreotti? Non lo so, forse prima è avvenuto. Forse è avvenuto nel 95. Non è sicuro comunque. No, no. Cioè un anno e mezzo prima che lei deponesse il processo Andreotti? E poi non lo so, forse prima è avvenuto. Forse è avvenuto nel 95. Non è sicuro comunque. No, no. Cioè un anno e mezzo prima che lei deponesse il processo Andreotti? E poi è un anno. Sì, sì. Senta, l'ultima volta che ha incontrato questo Baldassare Migliore, quando è stata? Ma mi sembra agosto del 97, mi sembra. L'ha incontrato dove? All'aeroporto a Pisa. All'aeroporto di Pisa. Ricorda quali altre persone erano presenti a questo incontro? Giuseppe Maniscalco. Giuseppe Maniscalco, che è una persona di San Giuseppe Jato. Sì. Giuseppe Maniscalco arrivò con Migliore ora per i fatti suoi? No, Giuseppe Maniscalco, diciamo, io lo stavo accompagnando all'aeroporto. Lo stava accompagnando all'aeroporto e nel frattempo è arrivato Migliore. Maniscalco se n'è andato e io sono rimasto con Migliore un'oretta così e poi l'ho riaccompagnato all'aeroporto perché voleva fatta una cortesia che siccome aveva aperto il bar a San Giuseppe Jato e allora c'era il maresciallo che gli voleva fare chiudere il locale perché ancora non era addebito alla licenzia del locale. E allora voleva se io potessi fare qualcosa per lui per poter parlare con qualcuno per questa licenza. Quindi, se ho ben capito, questo incontro all'aeroporto avviene così: Maniscalco sta partendo e Migliore sta arrivando. Sì. I due si incrociano.
Sì. Vi fermate insieme a parlare un po' oppure... Ma è il tempo di prendere un caffè, mi sembra. Quindi lei, Maniscalco e Migliore, prendete un caffè insieme. Sì. Si ricorda se c'era anche qualche altra persona in quell'occasione, magari non seduta con voi, se c'era qualche altra persona. Ma è un'altra persona, per dire che era con noi, no. Però c'era un'altra persona che io avevo visto precedentemente in un fatto che è successo. Ecco, allora, fermiamo il fotogramma a questo punto. Lei si trova all'aeroporto di Pisa, Maniscalco sta partendo, Migliore sta arrivando, state prendendo una consumazione al bar, c'è, però non seduto con voi, a distanza di quanto da voi? Ma è una distanza, diciamo, non lo so, 5, 6, 7 metri. 5-6 metri, un'altra persona. Questa persona cosa fa? Parla con voi, osserva? No, osserva me. Ecco. E allora raccontiamo al Tribunale quando lei aveva avuto occasione di conoscere quest'altra persona, dall'inizio però, non dalla fine. Cioè, cominciamo la storia dall'inizio, in modo che poi arriviamo al punto in cui lei incontra questa persona che la sta osservando mentre parla con Migliore all'aeroporto di Pisa. Sì, nel mese di marzo o aprile, o forse maggio, telefonava mio suocero. Di che anno? Di quest'anno passato, diciamo, il 97. Tanto per fissare nel tempo subito, lei ha dichiarato ai precedenti verbali maggio, quindi per essere preciso. No, l'anno io... 97. 97. Vado avanti. Mi telefonava il mio suocero dicendo che c'era... Suo suocero come si chiama? Scalisci. Scalici. Dicendomi che c'era l'avvocato Ganci che mi voleva incontrare, mi voleva parlare. Avvocato Vito Ganci, Sì, persona di San Giuseppe Iato? sì, L'avvocato De Brusca? sì. Vado avanti. E allora, insistendo più volte, diciamo, mio suocero che mi voleva parlare, e allora io chiamo a Camarda e gli dico... Chiama Michele Camarda? Sì. Lo faccio venire a Pisa, gli spiego che questo mi vuole incontrare, vede con Gino La Barbera dove lo posso incontrare. Quindi lei fa venire Michele Camarda a Pisa, Sì. spiega a Michele Camarda che Vito Ganci lo vuole incontrare, Sì. esatto? Dopodiché, continua? Dopodiché, diciamo, creo, diciamo, questo appuntamento tramite Michele Camarda e passando con Gino La Barbera, Gioacchino La Barbera, collaboratore? sì, e creando un appuntamento dove Gioacchino La Barbera, che era più pratico di Roma, poteva indicare un posto dove ci potevamo incontrare Con Ganci. con Ganci. E allora nello stesso tempo Michele Camarda torna a San Giuseppe Ato, vede al mio suocero e gli dice che quell'incontro si farà venerdì o sabato nel mese di giugno, era i primi di giugno si parla. E allora che cosa succede? Io faccio salire il mio suocero a casa mia. Dove a casa sua? A Pisa. A Pisa. Lo fa salire quanto tempo prima dell'incontro con Ganci? Ma non lo so, un paio di giorni prima. Un paio di giorni prima, sì. Perché per dire La Barbera non ce lo mandavo a prenderlo, l'unico che diciamo conosceva era il mio suocero a Ganci, ma Michele Camarda non lo conosceva. Quindi mi scusi, lei manda suo suocero perché suo suocero conosce Ganci, Sì. mentre Camarda e La Barbera non lo conoscono A fisicamente? Barbera lo conosce, Ah, però però diciamo non ci può avere
il contatto, l'impatto, non so, diciamo, per non ci fare andare alla Barbera. E allora sale mio suocero, nel frattempo Gino La Barbera e Michele Camarda mi ha telefonato e mi ha detto che esce a Fiano Romano di quella data, esce, diciamo, per andare verso fuori e ci vediamo là all'incrocio che c'è la provinciale. E allora io la mattina mi faccio prestare la macchina di Rizzo Salvatore, che lui abitava nei paraggi di Pisa, che aveva una BMW, e prendo il mio suocero e ce ne andiamo verso Roma. L'appuntamento a che ora era? L'appuntamento era, mi sembra, verso nel primo pomeriggio, l'1:30, alle 2. A che ora partite voi da Pisa? Ma la mattina verso o le 9 o le 9:30, mi sembra. E prendiamo l'autostrada e andiamo verso Roma. Diciamo, arrivati a Fiano Romano, siamo uscite dal casello e ci siamo messi nella strada provinciale, mettendoci un po' da parte. Nel frattempo è arrivato Michele Camarda e Gino La Barbera. La macchina dove erano Camarda e La Barbera di chi era? Di Gino La Barbera. E guidava chi? La Barbera? Sì. Vabbè. Allora dice, viene dietro di me, dice che ci andiamo a prendere un caffè, pertanto c'è ancora è presto. E mi porta in una zona dove c'erano caseggiate, c'era un bar, e siamo entrati in un bar, abbiamo preso una consumazione. Nel frattempo poi ci siamo spostati di là e ce ne siamo andati verso l'autostrada e siamo andati in un autogrill. Un autogrill era verso mezzogiorno, sì. Abbiamo ordinato delle pizze in questo autogrill e abbiamo mangiato là sul tavolonetto queste pizze. Nel frattempo abbiamo fatto passare il tempo, era l'ora di andare a prendere l'avvocato Canci che arrivava da Palermo. Con l'aereo all'aeroporto? Sì. E allora, siccome diciamo Gino La Barbera e Michele Camarda avevano stabilito il posto dove si dovevano incontrare. Dove dovevate incontrarvi? Sì. E allora Michele Camarda e il mio suocero vanno a prendere l'avvocato Cancia all'aeroporto. Io e Gino La Barbera ci avviciniamo nei paraggi di dove ci dobbiamo incontrare. Allora gli dico, Gino, fermate un pochettino prima, vediamo quando arrivano, per vedere se queste portano persone dietro o ci sono persone dietro di loro. Questi chi? Gangi se portava qualcuno dietro? Sì. Quindi lei non si fidava? No, in quel momento no, cercavo di vederci chiaro. E allora ci fermiamo sotto un ponte che c'era rilevato, diciamo che c'è la strada, ci mettiamo sotto un ponte che c'erano altre macchine parcheggiate, così abbiamo visto arrivare sia il Camarda e l'avvocato Canci e il mio suocero. E allora sono andate diciamo un po' più avanti, un paio di chilometri ci potevano essere, e c'era un bar e si sono fermati nel bar e noi abbiamo aspettato un attimino per vedere se arrivava qualche altra macchina di dietro o qualcuno. Abbiamo visto che non arrivava nessuno e siamo andati
in questo bar dove sono andati loro. Si ricorda la zona di Roma dove si trova questo bar? Ma la zona non me la ricordo, bar Barracchino, Palombini? Palombini. Veramente. E allora siamo scesi dalla macchina, loro erano già davanti al bar, siamo arrivati io e già alla Barbera, l'ho salutato con una stretta di mano e siamo andati dentro il bar a prendere qualcosa da bere. Ci siamo messi un tavolinetto, diciamo, e abbiamo preso, ognuno si è preso la sua consumazione, chi ha preso il caffè, chi ha preso un'altra cosa. Dopo che abbiamo preso il caffè, io e l'avvocato Ganci ci siamo spostati fuori, che c'era tipo una veranda con tavolinette, diciamo, e all'aperto. Quindi mi scusi, mentre prendevate il caffè avete parlato del più del meno? Sì, così, cose. Chi è che ha chiesto di appartarsi, lei o l'avvocato Ganci? L'avvocato Ganci. Vado avanti. Ce ne siamo andati all'esterno del bar, che c'è tipo sul giardinetto con tavolinette, e ci siamo messe un po' fuori sedute e mi sta a parlare un pochettino, anzi inizia, dice, sai, dice, è venuto Gino La Barbera, ci siamo visti, è venuto a trovarmi, una cosa del genere. Dice, mi ha chiesto scusa perché è Di Matteo. Scusi, quindi ha commesso un lapsus, un errore, non Gino La Barbera. Di Matteo, scusate. Santo Di Matteo. Sì, dice, è venuto a trovarmi Di Matteo, ci siamo visti in un'aula, che cosa mi ha detto, non ricordo bene, e dice, mi ha chiesto scusa del comportamento che ha avuto ai miei confronti, che non lo so, hanno avuto una discussione in un'aula del tribunale. E allora a un certo punto poi mi fa, dicevo, sai, io sono un po' preoccupato. Ci sai perché? Ma non è preoccupato. Dice, siccome mi preoccupo per Giovanni Brusca, che a quanto pare mi vuole accusare di essere un uomo d'onore nella famiglia di San Giuseppiano. Cioè, avvocato, per quello che compete a me non mi risulta. Ma se domani c'è da fare qualche testimonianza, io sono a disposizione, perché a me non mi risulta proprio, perché non mi vuole accusare, perché gli sembra che Gianni Simonetti ha raccontato tutto alla giustizia, i beni che ha intestato, quello che ha su Gianni Simonetti. Beni intestati in beni di Brusca? Sì. Gianni Simonetti aveva parlato dei beni di Brusca, continui? Sì, cioè, e gli sembra che sono stato io a dire a Gianni Simonetti, parla di tutte le cose che c'hanno in Brusca. Dice, ma siccome io non ho fatto niente, cioè la cosa mi preoccupa un pochettino. Ci siamo avvocati a disposizione, a me non mi risulta completamente, è inutile, noi abbiamo avuto, per dire, un incontro qua a Re Bibbia, ci siamo visti, mi ha offerto il caffè, a me carabinieri, ci siamo salutati. Scusi, per essere chiari, prima di questo incontro di cui sta parlando, lei aveva avuto occasione in precedenza di incontrare l'avvocato Ganci nel corso di un'udienza a Re Bibbia, gli aveva offerto un caffè? Ha offerto il caffè a me e carabinieri, a tutte. Cioè, se lo posso salutare. Sono venuti i carabinieri, dice, c'è l'avvocato Ganci, ti vuole salutare, ci hanno incontrare? No, perché devo aver incontrato? L'ho salutato, mi ha ringraziato perché dice che io ne avevo parlato bene al procuratore Caselli di lui. Ci disse, avvocato, a me non mi risulta niente, per me è una degna persona e non l'ho visto mai fare qualcosa di strano, perché dovrei dire qualcosa che non esiste. E questo è il discorso che fate qui quando vi offre il caffè. Ritorniamo al bar Palombini. Allora, e riprendiamo il discorso al bar Palombini.
riprendendo il discorso del bar, a un certo punto mi fa, dice, all'inizio dice che hanno arrestato Giovanni Brusca e in un'udienza che c'era Giovanni Brusca, a un certo punto dice, mi chiama, ci vado vicino alla cella e parlo con Giovanni Brusca. E Giovanni Brusca mi chiede, dice, avvocato, dice, mi deve fare una cortesia, dice, se per favore gli fa sapere a Giulio Di Carlo, se gli fa avere tramite i picciotte 10 milioni al padre di Santino Di Matteo. L'avvocato Ganci, per quello che dice a me, mi dice Giovanni, queste cose dici tu con me, gli devi mandare a dire, queste cose tu gli devi mandare a dire con chi sei tu, non con me. Dice, sono saltato un pochettino, dice, perché lui in effetti non intendeva dire gli porta 10 milioni al padre di Santino Di Matteo, gli portavano un regalo, in sostanza era questo il senso del discorso che mi faceva l'avvocato. Mi scusi, cerchiamo di essere più chiari. Gli portava un regalo, che significa? Un regalo significa che lo dovevano ammazzare. Allora quello che lei sta dicendo è che l'avvocato Ganci si lamenta con Giovanni Brusca perché riteneva che queste parole significassero un messaggio di morte? Sì. Ma mi faccia capire una cosa. Giovanni Brusca all'avvocato Ganci disse solo quelle parole? No. Perché l'avvocato Ganci attribuì a quelle parole, per avere 10 milioni a Di Matteo, il significato di un messaggio di morte? Il significato di morte per far ammazzare il padre di Santo Di Matteo. Dico, ma questa era un'interpretazione dell'avvocato Ganci? Le spiegò l'avvocato Ganci perché aveva interpretato quelle parole che di per sé significano solo quello che vogliono dire, cioè far avere 10 milioni a una persona, in questo senso? No, il senso lui, per dire, a me l'ha spiegato l'avvocato, per dire tu dice, Giovanni, dice, tu queste cose a me, dice, a me le deve dire, dice, tu sai a quale persona deve dire queste cose, dice, a me queste cose me le deve dire, perché se uno gli deve fare un regalo al padre di Santo Di Matteo non prende 10 milioni e gli regala 10 milioni per il discorso che gli è successo, gli regala 50, 100 milioni. Il senso era quello di farlo ammazzare. Ho capito. Questo è quello che capisce l'avvocato Ganci. Esatto. Vado avanti. Poi mi dice pure, mi ha detto pure di fargli sapere. Giovanni Brusca ha detto all'avvocato Ganci di fare sapere A sua moglie che va a trovare il tappezziere e si fa dare 300 milioni. Dice, io non lo so chi è sto tappezziere, però tu puoi capire chi può essere sto tappezziere in paese. Che erano soldi, dice, di Giovanni Brusca. Questi sono i discorsi. A un certo punto mi lascia questi discorsi e mi dice, Baldu, dice, c'è gente disposta a qualsiasi cosa se tu fai ribaltare il processo Andreotti, e ci sono persone che ti vogliono incontrare, dice, ti vogliono parlare in merito a questa storia. Io in quel momento sì, sono rimasto un po' frastornato, però a un certo punto ci voglio vedere più chiaro in questa storia. Ci sta avvocato, quando lei è disponibile mi faccia sapere come e dove ci incontriamo con queste persone. Ci incontriamo fra 7 giorni, dice, verso
l'una o l'una e mezza, quello che era, dice all'uscita a Roma Nord, al casello, diciamo all'autogrill, davanti all'autogrill. Ci disse, va bene, mi sembrava se era venerdì e ci dovevamo vedere o venerdì o sabato, io non mi ricordo, però è 7 giorni di quel giorno che ci siamo visti a Roma. Anzi, poi quando eravamo a Roma lui se ne va e se ne va. Mi scusi un attimo, signor Di Maggio. Sì. Ritorniamo un passo indietro. Indietro stavo ritornando. Un passo indietro quando l'avvocato Gangi le fa quella proposta. Io le chiedo di focalizzare la sua memoria per ricordare qualche altro dettaglio di questo dialogo, cioè se ricorda lei ha espresso il concetto, il senso di quello che le ha detto l'avvocato Gangi, io le chiedo di fare lo sforzo di ricordare quante più parole possibili di quelle che disse Gangi e di ricordare quale fu la sua reazione immediata, se ci furono sue perplessità. Ricostruiamo questo frammento in modo analitico. Ritorniamo un attimo indietro. Allora, l'avvocato Gangi ha fatto tutti quei discorsi su Brusca mi ha detto, eccetera, dopodiché cambia discorso. Sì, va a finire in questo discorso. Le chiedo una cosa, non sia sintetico. Cioè invece di va a finire, com'è che ci va a finire? Prende il discorso e me lo tira in ballo lui, mica ci va a finire, mi dice, c'è gente che è disposta, ci sono persone di alto livello, dice pezzi dello Stato, dice che sono disposti pure ad uscire dei miliardi se tu sarai citato nel processo Andreotti e ribalti tutto il processo. E allora in quell'occasione sono rimasto io, per dire, scioccato. Però queste persone ti vogliono incontrare. Ci sembra, avvocato, lei per dire che garanzie mi dà a me, dice tu mi assumo tutte le responsabilità io, tu devi avere fiducia in me, dice, e dopo di ciò dice quello che devi fare fai, tu ti devi incontrare con queste persone. Allora a un certo punto poi ci salutiamo. Mi scusi un attimo, lei ha fatto questo sforzo, c'è un passaggio che in questo momento lei non ricorda. Ecco, prima di dare lettura di questa frase che lei non ricorda, io le chiedo, l'avvocato Gangi fece un accenno alla procura di Palermo in questo discorso? Sì. Ecco, cosa disse? Dice che tu devi ribaltare il processo e devi accusare la procura di Palermo che sono stati loro a dirti quello che non è. Diciamo, è un discorso inventato dalla procura di Palermo. Qual era il discorso inventato dalla procura di Palermo? Che il discorso tra l'incontro tra Rina e Andreotti non esisteva. E quindi era stato la procura di Palermo a inventarlo, a farglielo dire? Sì. Ho capito. Senta, per abbreviare, siccome le sfugge in questo momento, lei ha raccontato questo episodio in questi termini. Il 22/10/97 ha aggiunto però anche questo dettaglio. Dice, non so quando, ma presto tu sarai citato per il processo Andreotti. Sì. Nel processo Andreotti tu devi ribaltare tutta la situazione, perché ci sono persone che hanno interesse per fare ribaltare questo processo, ecco la frase, perché la procura di Palermo sta distruggendo a tutti. Sì, vero. Conferma Sì. anche questa frase? Sì. Va bene, vado avanti nel racconto. Quindi c'è un appuntamento una settimana dopo. E allora, sta appuntamento una settimana dopo, anzi ci salutiamo in quell'occasione, lui mi invita di andarlo a trovare a casa a Roma dove c'ha la tenuta e ho detto no avvocato, ho da fare, me ne vado un'altra volta. E ci siamo dati questo appuntamento
a Roma Nord all'Autogrill. Mi scusi, di questa conversazione che lei aveva avuto con l'avvocato Ganci, alle altre persone che erano state presenti prima, e cioè Michele Camarda, Gioacchino La Barbera, suo suocero, col quale avevate preso un caffè con l'avvocato Ganci prima che lei e Ganci vi appartaste, ha raccontato niente? Io a loro ho raccontato i fatti che, diciamo, di Giovanni Brusca, che gli ha raccontato, i fatti di Di Matteo, questi fatti. Quindi solo la prima parte della conversazione, Sì. quella in cui Ganci le riferisce quando gli aveva detto Brusca e Di Matteo. La seconda parte non la riferisce a questa altre No. persone. Va bene, vada avanti. Così, diciamo, abbiamo creato questo appuntamento dopo i 7 giorni e ho preso, verso le 9 di mattina, ho preso la macchina sempre di Rizzo e mi sono avviato verso Roma, camminando, diciamo, non forte, ho un'andatura normale. Arrivo a Roma Nord, esco a Roma Nord e vado al casello, mi fermo all'Autogrill. Potevano essere le 11:30, le 12, quell'orario, infatti io vado su all'Autogrill perché non c'era nessuno, l'orario era verso l'una e qualcosa, l'incontro. Vado su, mi prendo un panino da mangiare, mi prendo un caffè, sto un pochettino là, così verso l'1:05, l'1:10 che è stato, sono sceso dall'Autogrill dalle scale e ho visto l'avvocato Ganci fuori, all'impiedi, e mi ci sono avvicinato, l'ho salutato, dice quelle persone sono qua, ci sono messe, dice, dentro la macchina, dice ti vogliono incontrare. E così ci avviamo verso la macchina, guardo per dire la macchina, ho visto la macchina, nel frattempo l'avvocato va un po' più avanti, chi chiama, mi fa uscire, mi salutano, dice questo dice è Balduccio, piacere, piacere, non mi dicono il loro nome, non me lo dicono. E allora dice noi, dice, come l'avvocato Ganci gli ha spiegato, siamo disposti, dice, ad uscire una cifra di 6 miliardi e lei, dice, domani si può sistemare, lei avrà tramite l'avvocato Ganci e l'avvocato Ganci sarà il garante di questi 6 miliardi, 7 miliardi che avesse detto. Che ero talmente un po' confuso di questa storia. E allora dice tu nel processo Andreotti devi ribaltare tutto il processo. Dice e se domani tu vai a finire in galera perché butti, dice, tutto all'aria, dice, non ti preoccupare che ci pensiamo noi a tirarti fuori dalla galera. Ed era una persona, diciamo, ben vestita, all'altezza mia, poteva essere età sui 46 anni, un po' chinotto, capelli un po' lisci. Parlava come? In italiano, in dialetto, come parlava? No, parlava un italiano però fino, diciamo, un italiano buono. E poi ce n'era un altro giovane di 36 anni, così, alto, ben messo, con molti capelli, diciamo, aveva molti capelli. Aveva delle basette particolari? Sì. Diciamo roba di 36 anni e poi aveva un po'
i basetti fatti un po' così, fatti. A punta? Sì, un po' appunto a girare così. E nella conversazione che lui questo parlava con me dicendo di ribaltare il processo e così, diciamo l'altro gli ha detto lui non si deve preoccupare perché noi sappiamo quello che dobbiamo fare e tu domani sarai garantito. Quello gli dà un accennino, gli parla pure con quello. Cioè chi parlava era quello che sembrava più anziano? Parlava quello più anziano e parlava pure Quello più giovane? Quello più giovane aveva l'accento un po' meridionale, diciamo. Quale? Quello che sembrava più giovane aveva l'accento meridionale? Sì, quello che aveva l'accento più giovane aveva un po' l'accento meridionale. Cosa intende lei per meridionale? Del sud. Ho capito. E diciamo a quel punto io gli ho detto va bene. Non sapendo che persone erano, che persone non erano, Gaggi dice sono gente importante, sono gente dello Stato, tu devi stare tranquillo e sereno. A un certo punto ci salutiamo. Mi scusi un attimo, Sì, ritorniamo dentro la conversazione. sì. Lei ricorda se manifestò delle preoccupazioni, chiese particolare garanzia all'avvocato Ganci, qualche altro frammento del discorso? Vuole fare lo sforzo di ricordarlo? Garanzie diciamo, e i soldi doveva dare all'avvocato Ganci, che mi faceva avere l'avvocato Ganci a me. Ci fu un discorso che riguardava una minaccia di morte. Sì, sì. La vuole raccontare al tribunale? Sì, dice perché Chi è il soggetto che parla? Dice? l'avvocato Ganci Le dice che cosa? mi dice queste persone arrivano a tutto, quello che tu non sai, domani ti trovano e dove vogliono loro e ti vengono a prendere quando vogliono loro e sei morto uguale, perciò una cosa o la fai, dice, oppure sei ugualmente finito. Usò un'espressione particolare, dialettale, gergale. T'ammazzano. Lei ha detto nel verbale fare la pelliccia. Sì, Comunque il concetto era questo. sì, sempre là, t'ammazzano, le fanno una pelliccia. Quindi le disse che queste due persone erano in grado di seguire i suoi movimenti, quelli dei suoi familiari? O Sì, sì. Mi hanno detto che loro erano in condizione di sapere tutti i miei movimenti, i miei spostamenti e tutte, diciamo, le cose mie familiari. E quindi lei? A quel punto ho detto va bene, quando io sarò citato al processo Andreotti, io ribalterò quello che c'è da ribaltare. Ritorniamo un attimo indietro, Sì. che noi abbiamo iniziato la storia all'aeroporto di Pisa. Sì, Lei stava prendendo il caffè all'aeroporto di Pisa con Baldassare Migliore, sì. con Giuseppe Maniscalco, e c'era a circa 5 metri di distanza una persona che osservava. Sì. Ritorniamo a quel punto. Chi era quella persona che vi stava guardando? Era uno di quei due ed era quello più giovane, diciamo. Cioè quello con la basetta a punta. basetta a punta, sì. Oh. Quindi c'è stato l'incontro con Gancio e queste due persone, poi c'è questo incontro con Baldassare Migliore. Quanto tempo dopo rispetto a quello che c'è lungo l'autostrada? Lei si incontra con Baldassare Migliore? Passano quasi più di 2 mesi, mi sembra. 2 mesi. E mentre lei sta parlando di queste persone, vede quest'uomo, quello con le basette. Che cosa fa quest'uomo con le basette? Niente, a una certa distanza mi osserva, mi guarda, io l'ho visto e
L'ha riconosciuta la Sì, l'ho guardato pure, però poi mi sono abbassato gli occhi, mi sono messo a parlare con Maniscalco e con io. E non gli ha chiesto niente, non si è alzato per parlargli, per chiedergli cosa facesse lì? No, niente. Come mai non le è venuto di... Non lo so, me non mi è venuto, però in quel momento pensavo che lui mi voleva dare un segnale che lui quando voleva mi trovava. Scusi, ma chi sapeva che lei quel giorno, a quell'ora, doveva recarsi all'aeroporto per prendere Migliore? Quante persone lo sapevano? Cioè, quante persone lo sapevano? Migliore che mi ha telefonato e Maniscalco che lo stava andando a accompagnare all'aeroporto. Solo queste due persone? Sì, Ma lei ci andava ogni giorno all'aeroporto di Pisa? no, E come faceva quella persona a sapere che lei quel giorno sarebbe andato lì? e non lo so. Senta, ma lei sa se questa persona è arrivata insieme a Migliore e Baldassare? No. Per quello che risulta a me no, ma Lei per sa- quello che ho visto io. Lei sa se questa persona, questa con le basette arcuate per intenderci, e Migliore si conoscevano? No, Non lo sa? non lo so. Quindi non lo può escludere? Non lo Dico sa. io, ritorniamo sempre sul punto. Il non lo sa, significa non lo sa, né in positivo né in negativo, è questo il non lo sa, il non lo so, il non ricordo. Andiamo. Non so se... Non lo puoi... Ha finito, pagato? Sì. Grazie. Quindi ci sono queste due storie che lei ha raccontato. Sì, C'è una storia che vede come protagonista l'avvocato Vito Ganci sì, e una storia che vede come protagonista questo Baldassare Migliore. Giusto? ma Sono queste due storie che le ho raccontato. Io le chiedo, per quello che lei sa e ha capito, queste due storie, Vito Ganci e Baldassare Migliore, sono due storie separate, distinte, o sono due pezzi della stessa storia? C'è opposizione, Presidente. Quello che sa è un discorso. Pubblico ministero. La domanda si fa in questi termini: le risultano dei collegamenti, dei fatti che possono collegare le due storie, ma non quello che ha capito. Se gli risultano dei fatti obiettivi, ecco, prego. Signor Presidente, è una forma diversa di dire la stessa cosa. No, perché Comunque lei mi sta così bene. chiede un giudizio al testo, No, un'opinione io non al chiedo testo, un giudizio. all'imputato. Comunque va bene così. Prego. Ha capito, signor Di Maggio, la domanda? sì, ma per quello che risulta a me no. Per quello, ma non lo so, poi nella vita tutto è possibile, però a me Le ipotesi non ci interessano. appunto. Prego. Senta, ora io le chiedo un altro sforzo di memoria. Intanto le chiedo una cosa. Lei, prima di essere arrestato, ha capito che stava correndo il pericolo pochi giorni prima, poco tempo prima di essere arrestato? L'ha capito? Ma l'ho capito tramite una telefonata che mi hanno fatto, diciamo, dalla Sicilia, o è stato mio cugino La Rosa, non mi ricordo chi è stato. Mi ha detto che Maniscalco, dice, la moglie e i bambini se ne sono andati e il suocero, dice, è stato ricoverato. E ho capito che là che c'era qualcosa per dire che lui stava iniziando a collaborare. Però la preoccupazione mia era quella che lui poteva dire i fatti vecchi, diciamo. I fatti vecchi, non questi successi ora, ma quelli che io non lo accusavo, diciamo, in certe cose. Quindi comunque lei ha capito, poco prima di essere arrestato, di essere in pericolo. Sì, E lei, avendo capito che era in pericolo, aveva predisposto un piano per l'ipotesi in cui fosse stato arrestato?
Signor Presidente, avendo capito che c'era il pericolo, cosa fece? Ha spiegato che cosa, perché lo ha capito e questo è chiaro. Allora che cosa fece? Aveva predisposto un piano. Che cosa fece? Aveva predisposto un piano. La domanda è ammissibile, avvocato. Presidente, lei non sa le carte, non le può sapere, Signor evidentemente. Presidente, se chiediamo cosa fece, può parlare di 50.000 cose che non ci interessano. Può aver fatto tante cose in quei giorni, a noi interessa sapere se aveva una sua strategia, un suo piano per l'ipotesi in cui fosse stato arrestato. Innanzitutto, precedentemente, io il discorso di Migliore l'ho fatto uscire fuori, diciamo, il discorso l'ho detto a qualcuno, l'ho detto per dire la storia che c'è un personaggio che è disposto a uscire soldi per ribaltare il processo. Sia più chiaro, quando le dice a qualcuno il tribunale non capisce. Rivolgevo a Migliore. Sì. Per il discorso che lui mi aveva fatto a me, per non andare in quella linea, diciamo, nella linea dell'avvocato Ganci. Mi scusi, io lo capisco perché ho letto approfonditamente gli atti, ma dubito che il tribunale abbia capito. E allora, veda di essere un pochettino più chiaro. Lei temeva di essere arrestato a un certo punto. Aveva una sua idea in testa su che cosa fare nell'ipotesi in cui fosse stato arrestato? Aveva organizzato qualche cosa? Io di organizzare vera e propria no, ma il discorso io di avere fatto uscire il discorso di Migliore fuori era per domani non arrivare all'avvocato Ganci e a queste persone. Questo era, diciamo, l'intento mio. Allora, signor Di Maggio, facciamo una cosa. Arriviamoci a poco, perché altrimenti non capiremo mai. Vediamo di ricostruire per il tribunale il modo in cui lei è arrivato, attraverso il quale è arrivato a raccontare questa storia dell'avvocato Ganci. La prima domanda che io le faccio è: per quello che lei ricorda, è stato lei per la prima volta a parlare dell'esistenza di un piano per affossare il processo Andreotti o è stato qualche altro? No, il discorso non è che sono stato io, il discorso... No, è stato a parlare ai magistrati. È stato lei per la prima volta a raccontare ai magistrati: guardate che esistevano queste storie, oppure prima di lei qualche altro l'ha raccontato ai magistrati in quei giorni precedenti all'arresto? Io quello che ho detto a qualcuno, come per dire o a Maniscalco o alla Barbera, gli ho detto esclusivamente che se domani mi arrestano io ho un personaggio per fare ribaltare tutto il processo Andreotti accusando i magistrati e la procura di Palermo. Ecco, allora qui c'è un punto fermo. Quindi lei aveva comunicato a Gioacchino La Barbera e a Giuseppe Maniscalco che nell'ipotesi Tutte in cui... e due o l'uno o l'altro? Tutte e due? Tutte e due, mi sembra. tutte e due. Aveva comunicato a queste due persone che qualora fosse stato arrestato cosa avrebbe fatto? Lo vuole ripetere? Che qualora io sarei stato arrestato c'era un personaggio di alto livello che, diciamo, ribaltavo tutto il processo Andreotti e mi avrebbe aiutato. Ora cerchiamo di ricordare in quale occasione lei fece a Gioacchino La Barbera questa confidenza. Era successo qualche cosa di particolare per cui gli fece questa confidenza? Gioacchino La Barbera comunque non mi ricordo. Sollecitare la sua. Non se lo ricordo? No, non mi ricordo.
lei si ricorda che c'è stato un confronto con Gioacchino La Barbera, questo se lo ricorderà, Sì, un confronto drammatico, il 16 ottobre del 1997. però mi deve scusare, signor Pubblico Ministero. Ministero, evitiamo gli aggettivi. Confronto, stop. Un confronto che non è stato drammatico. Io chiedo scusa, però io fisicamente, mentalmente, io sto male perché io ho 3 mesi e mezzo che non vedo neanche il cielo. Perciò lei pensa che io posso ricordare tutti i dettagli. Io fisicamente sto male. Questo è il discorso. Io mi rendo conto, per questo sto cercando di aiutare la sua memoria con alcune date. Il 16 ottobre si svolge un confronto tra lei e Gioacchino La Barbera. Sono partito dal confronto perché è stato un momento particolare, che certamente lei ricorderà, anche perché ne ha fatto accenno poco fa. Però poco prima di questo confronto, poche ore prima, lei era stato interrogato dai pubblici ministeri. In questo interrogatorio, che si svolge poche ore prima del confronto, i pubblici ministeri le dicono: signor Di Maggio, guardi che La Barbera ha parlato e ha raccontato alcune storie. Tra le storie che ha raccontato La Barbera, le dicono i pubblici ministeri, c'è anche questa qui, e cioè che lei aveva un piano per l'ipotesi in cui fosse stato arrestato, eccetera, eccetera. E le spiegano come La Barbera arriva a raccontare questa storia. Le raccontano. Posso leggere il verbale? Vado per sintesi, se la difesa è d'accordo, perché È una forma di... è una contestazione per sintesi, perché sono 2 pagine. Se la difesa ritiene che non sia fedele poi l'assunto al concetto, io posso dare lettura di quello. La Barbera racconta, le dice il pubblico ministero, che sui giornali spuntano delle notizie. Giovanni Brusca afferma che Di Maggio, Di Matteo e La Barbera sono tornati a San Giuseppe Jato. Si legge sui giornali. Mi segue? La moglie di Brusca dice di avere visto una macchina targata Novara, a bordo della quale c'era Di Maggio. Allora racconta La Barbera: io mi preoccupo per queste notizie, vado da Di Maggio, di cui so le attività criminose, e dico: ma ci sono queste notizie, sono preoccupato. Ed è a quel punto, racconta La Barbera, che lei, tranquillo e sicuro di sé, gli dice: non ti preoccupare, perché io ho un piano, nell'ipotesi in cui vengo arrestato, butto giù il processo Andreotti, eccetera, eccetera. Leggiamo la contestazione. Signor Presidente, non è così. Deve essere fedele la contestazione, se no... Cioè, la sintesi è corretta fino a un certo punto, ma alcune cose non sono esatte. Do lettura. Si tratta di questo verbale del 16 ottobre, interrogatorio che precede di poche ore il confronto con La Barbera. Il pubblico ministero contesta a Di Maggio via via dichiarazioni che ha reso in un precedente interrogatorio alla Barbera, e si arriva a questo punto. Dice: è lungo, per questo io volevo sintetizzare. Dunque, ecco, pubblico ministero, pagina 37. A un certo punto La Barbera ci ha riferito che in un periodo che non è riuscito a localizzare temporalmente molto bene, a un certo punto i giornali hanno cominciato a pubblicare queste martellanti dichiarazioni di Brusca, tra queste dichiarazioni in cui Brusca affermava che lei stesso, Di Matteo, La Barbera e Monticciolo commettavate delitti a San Giuseppe Jato. Vado per sintesi.
Poi il pubblico ministero riprende, allora in particolare i giornali, e questo ricordiamo anche noi se permette, pubblicarono che Brusca aveva saputo da sua moglie, dalla Rosario Cristiano, che a San Giuseppe Jato era stata una vettura targata Novara nella sua disponibilità. Questo se lo ricorda? Sì, dice Di Maggio, questo dettaglio me lo ricordo. Non lo ricordo perché lo diceva. Aspetti un attimo, perché altrimenti ci confondiamo. Risponde alle domande. PM, questa notizia se la ricorda? Di Maggio sì. PM, vera la notizia, questa sì. Pubblico ministero, questa se la ricorda. Quando la Barbera aveva letto queste cose sul giornale si era molto preoccupato. Aveva contattato lo studio Ligotti e l'assistente di studio di Ligotti perché voleva personalmente parlare tramite Ligotti. Voleva che gli fissasse un appuntamento con la procura di Palermo per dire che lui in questa storia di San Giuseppe Jato non c'entrava per niente. Ma poi Ligotti disse: vabbè, non c'è problema, sono notizie giornalistiche, cazzate, a me non risulta nulla. Però qualche tempo dopo questa conversazione con Ligotti, che aveva sostanzialmente rassicurato la Barbera, è con lei che la Barbera viene a parlare di queste notizie giornalistiche che riferiscono le dichiarazioni del Brusca sulla vostra presenza a San Giuseppe Jato, e in particolare sulla presenza di una macchina targata Novara da lei guidata. Lei ha tuttora una macchina targata Novara? No. Non l'ha mai avuto, l'ho avuto ai tempi che mi hanno arrestato, poi non l'ho avuta più. Pubblico ministero. Allora il Di Maggio però, dice la Barbera, non si mostrò affatto preoccupato. La Barbera dice che il Di Maggio non si mostrò affatto preoccupato e testualmente mi disse: se vado in carcere assieme a me mi porto 2 o 3 PM del processo Andreotti. Vero è? Chiede il pubblico ministero. Di Maggio, mai. E di fronte alla sorpresa di Gioacchino La Barbera al pubblico ministero, Di Maggio come fa tutte queste dichiarazioni? Scusi, credo che la contestazione... No, ancora ci dobbiamo arrivare al punto. Ancora non ci arriviamo? Certo, perché il pubblico ministero continua il racconto della Barbera, il punto in cui siamo e che io stavo contestando. Come no? E questo è un pezzo. Mi perdoni, lei si era fermata a questo passaggio. Quando sono intervenuto io e ho detto non è propriamente esatto, lei aveva parlato di un qualcosa che qualcuno aveva in mente, io ho detto non ha detto proprio così. E certo, se lei me lo fa leggere... che lei ha letto le parole. Ma se lei mi fa leggere vediamo se è vero. Se lei non mi fa leggere, no. Avvocato Sbacchi, forse. No, signor Presidente, perché è un altro oggetto. No, è lo stesso oggetto, è sempre la Barbera che racconta. Facciamo giudicare al tribunale. Faccia proseguire. Pubblico ministero, continua. E se gli dobbiamo leggere un verbale? No, io gli sto facendo una contestazione, lui non se lo ricorda, io glielo sto contestando. La contestazione era solo sulle parole Precise che erano state. E stiamo arrivando al punto, proprio Queste sono le parole. No, non sono queste, sono quelle che vengono dopo. Scusi, signor Presidente, può il Tribunale esaminare il verbale, stabilire le correlazioni, perché è il Presidente che credo debba vincere. Mi scusi, Abbia questo dono. la difesa ha contestato l'esattezza del mio assunto nel punto in cui ho detto che era stato avvicinato da un professionista per buttare giù il processo Andreotti. No. Qui io sto leggendo questo punto. No. Sto leggendo questo punto per vedere se io ho fatto un assunto errato. Le parole che lei ora ha letto sono risultate Non sono queste, sono quelle che vengono dopo quelle che io ho sintetizzato. Se lei non me le fa leggere non possiamo vedere se ho fatto un assunto esatto oppure no. Mi ricorda il mio collega che avete fermato la contestazione quando aveva detto, il pubblico ministero ha detto buttare giù il processo Andreotti. Allora vediamo se queste parole che sto leggendo io le ho sintetizzate in modo infedele oppure no, ma fatemele leggere. E ancora non è arrivato al punto, avvocato Sbacchi. Su questo l'avvocato Coppi l'ha bloccato, se non... no, lei. Io su questo punto quando disse per buttare eccetera eccetera, perché le parole sono le ultime che il pubblico ministero ha letto. Il pubblico ministero prosegua. Dobbiamo capire. Allora il pubblico ministero continua il racconto di La Barbera che dice a Di Maggio: come te li porti in galera? Chiede la Barbera a Di Maggio, e a questo punto lei gli confida: io ho le spalle coperte, c'è una persona, un professionista che ha contatti e parla direttamente con persone per arrivare ad Andreotti. Aggiunge poi: non lo sai quello che farebbero per avvicinarmi, non hai idea di quello che farebbero per avvicinarmi, se mi succede qualche cosa quel professionista lo sa cosa devo fare, hanno tutto scritto e gli vanno a dire ad Andreotti che quello che ho detto me l'hanno fatto scrivere loro. Questa era la sua polizza sulla vita, quella polizza sulla vita che lei ha ritenuto di avere sino ad ora. Sono parole di La Barbera. Sì, tranne questa è la polizza della vita. Questo è il pubblico ministero.
si ferma, hanno tutto scritto e gli vanno a dire a Andreotti che quello che ho detto me lo hanno fatto scrivere loro. Ora io chiedo al Tribunale di valutare se la mia sintesi era una sintesi fedele o no. Che cosa risponde? No, risponde Di Maggio che cosa risponde? che non è vero, che non è vero. Ora io, per ritornare al punto di partenza, Comunque tenete conto che noi la Barbera non l'abbiamo ascoltata ancora. signor Presidente, Credo che gli possa contestare quello signor che dice Presidente, la Barbera. vorrei essere chiaro. Io sto cercando di rappresentare al Tribunale l'itinerario tortuoso e difficile attraverso il quale il Di Maggio è arrivato a raccontare questa storia di Ganci. Cioè non è che è accaduto che spontaneamente nei primi interrogatori il signor Di Maggio ha raccontato questa storia, è una storia lunga, tormentata, che viene fuori lentamente. Crediamo che rappresentare al Tribunale la difficoltà dell'emersione processuale di questa storia, di come venga fuori a forza di spinte, di dichiarazioni di altri collaboratori, di intercettazioni telefoniche, sia importante per capire e valutare questa vicenda. Perché se noi la raccontiamo così, come se il Di Maggio l'avesse spontaneamente riferito dopo l'arresto, falsifichiamo la realtà. Non sono andate così le cose. E allora io sto facendo uno sforzo per ricordare al signor Di Maggio, si ricorda com'è che siamo arrivati a questa storia? E lui non se lo ricordava. E sono partito dall'inizio. È cominciata così. Gioacchino La Barbera ha comunicato ai magistrati: guardate che Di Maggio ha questo piano. Me l'ha raccontato. I magistrati il 16 ottobre interrogano Di Maggio e gli fanno questa contestazione. Così, perché la Barbera, quello che ha detto e lei ha letto, dice un'altra cosa. Se succede qualcosa, mi tiro dietro 2 o 3 PM del professor Andreotti. Questa è una delle cose che racconta La Barbera. Questo però l'abbiamo letto. Come abbiamo letto? Stavo sognando poco fa, ho letto anche tutto il resto. Quello che abbiamo letto poi lo rileggeremo nella fase della trascrizione. Quindi La Barbera racconta questa storia. Il 16 ottobre, signor Di Maggio, il pubblico ministero le dice: signor Di Maggio, La Barbera ha raccontato questa storia, è vero? E lei che cosa risponde? Il 16 ottobre, prima del confronto. Che cosa rispondo? Io ho risposto che io ho informato La Barbera, ma non su tutta questa vicenda, sulla vicenda di ribaltare, perché c'era un personaggio importante che domani, ribaltando il processo, mi poteva aiutare. Questo è quello che ho detto io alla Barbera. Signor Di Maggio, lei... Io non ho tirato in ballo né il pubblico ministero né niente. Allora, signor Di Maggio, lei in quell'occasione, il 16 gennaio, ha negato recisamente. Le sue risposte sono state: mai, non esiste, non è vero. Dopodiché c'è stato a questo punto un confronto, visto che lei aveva negato quello che aveva detto La Barbera, anche su questo punto specifico. Su questo punto specifico La Barbera le ha raccontato nuovamente, il pubblico ministero ha nuovamente raccontato i fatti. Si ricorda che cosa è successo in un primo momento, quando La Barbera ha insistito su questo punto? Vediamo di ricostruire i fatti e poi arriviamo al momento finale in cui lei si scioglie. Però vediamo di raccontare al Tribunale la strada che lei ha seguito per raccontare questa storia di Ganci. C'è questo confronto, in un primo momento che succede? Che succede in un primo momento? Se lo ricorda? Quello che ricordo io, che io ho detto alla Barbera che c'era una persona importante che domani, ribaltando il processo Andreotti, poteva aiutare. Questo è quello che ho detto io alla Barbera. Sì, c'è un passaggio che lei non ricorda. Il passaggio è questo. Il passaggio... E lo ricorda questo confronto che ha avuto con La Barbera? Sì, sì. Il contenuto lo ricorda? Questo vuole sapere il pubblico ministero. Che cosa gli siete detti in questo confronto? Su questo punto? Sì. Su questo punto quello che penso io è questo. Non pensa. Su questo confronto, anzi, noi abbiamo iniziato a parlare del Kalashnikov che abbiamo portato di lassù qua giù, e là poi ho messo le mie cose. Allora,
signor Di Maggio, altrimenti ci confondiamo. Andiamo per contestazioni. Allora, c'è una prima parte in cui il pubblico ministero racconta questa storia, evito di rileggerla perché è quella che ho letto poco fa. E in questa prima fase del confronto Di Maggio, a pagina 23, dice: per quello che ho da dire, tutte queste, discorsi che dice la Barbera a me non risultano completamente, e sono questo discorso e altri discorsi. A questo punto interviene la Barbera, si rivolge direttamente al Di Maggio, l'invito a dire la verità, e Di Maggio dice, pagina 27, va bene, la Barbera ha ragione. Cioè ha capito la differenza fra quello che aveva detto prima e quello che dice lì, dopo? Sì. Sempre nel contesto, l'ha capito la differenza? Sì, aveva detto di no. Sì, vero. Che quello che diceva la Barbera non era vero, non l'aveva detto lei. E poi invece dice, Sì. ora qual è No, aspetti, signor Presidente, perché l'itinerario non è finito. Quindi la Barbera si rivolge direttamente a Di Maggio, lo invita a dire la verità, e Di Maggio, pagina 27, dice va bene, la Barbera ha ragione. Il pubblico ministero dice sia più esplicito, che vuol dire ha ragione, dice la verità sostanzialmente. Sta dicendo la verità, pagina 27, Di Maggio sta dicendo la verità. Penultimo rigo. E si continua a parlare, si ricorda signor Di Maggio, si parla quindi di altri argomenti, dopodiché si arriva a questo discorso del piano, quello del professionista. Quando la Barbera ritorna su questo punto del professionista e del piano, lei che cosa dice in un primo momento? Che cosa dico? Il discorso che ho tirato in ballo. No, prima di tirare in ballo migliore, prima ancora. Non so. Allora, pagina 37, si focalizza l'attenzione su questa storia del professionista tramite con Andreotti, e su questo punto Di Maggio, a pagina 37, dice: questo non l'ho detto, questa storia. Pubblico ministero, signor Di Maggio, nella sua storia collaboratore, quando è venuta fuori questa storia di dottor Riina, ci sono persone che le hanno fatto delle offerte, perché lei, offerte più che generose, perché lei risaltasse quanto ha dichiarato? Di Maggio, mai. È sicuro? Sicurissimo. Quindi c'è questa fase. A questo punto si ricorda che cosa è successo? Il pubblico ministero le ha dato lettura di una intercettazione telefonica? No. Non se lo ricorda? No. Era un'intercettazione nella quale lei parlava con suo padre, era arrabbiato Sì. per una cosa che riguardava suo figlio. Sì. Si ricorda? Sì. Che cosa diceva lei a suo padre? È una conversazione del 28 settembre del 1997 alle ore 19:24, che è contestata, è letta, si dà lettura all'interrogatorio e Però qui si risponde. Però non è depositata questa. Sì, fa parte integrante dell'interrogatorio, nel momento in cui c'è una domanda e una perché non risposta. ce l'avete depositata e messa a disposizione, visto che l'avete utilizzata nel confronto? Noi a questo punto facciamo presente che questa intercettazione telefonica che viene utilizzata per le contestazioni in sede di confronto non è a disposizione della difesa, e noi vorremmo averla perché la vorremmo leggere tutta a questo punto. Non viene utilizzata l'intercettazione, viene utilizzato l'interrogatorio. Come viene utilizzato? Certo, io non utilizzo la contestazione, io nel corso di quell'interrogatorio gli faccio una domanda e lui risponde, e quindi io faccio riferimento a questa domanda. Lei le legge l'intercettazione? Ha letto l'intercettazione, Presidente? Ha letto in quell'interrogatorio? Sì, ha letto ho letto l'intercettazione. Questa intercettazione la difesa non l'ha avuto, questo dice la difesa. Non solo, ma è pure omissata, Presidente. E la vorremmo avere prima di proseguire oltre proprio in questo interrogatorio, la vorremmo avere sotto gli occhi e leggerla anche noi, perché per esempio, con tutto il rispetto, potrebbe non essere precisa, potrebbe non essere esatta. Vogliamo vedere la fonte a cui si attinge la domanda che è stata utilizzata. E allora io mi appello direttamente alla memoria del Di Maggio, senza leggere il contenuto della intercettazione. Lei ricorda
che cosa disse a suo padre in quella No, telefonata? Presidente, non possiamo andare oltre. Siccome poi deve fare la contestazione. Si è fatto riferimento. No, la faccio la contestazione, se non se lo ricorda non la faccio, ma io posso chiedere a lui se ricorda di aver fatto la telefonata al padre. Questo Sì, ma Presidente, c'è un'opposizione preliminare, vorremmo che si sciogliesse questo punto. Abbiamo o non abbiamo diritto a conoscere questa intercettazione e a conoscerla in questo momento prima di procedere oltre? Perché questo altrimenti è un bizantinismo fin troppo ovvio. Si cerca a questo punto di utilizzare il contenuto della intercettazione noto al pubblico ministero per fare questa domanda e così si dribbla l'ostacolo. Invece a questo punto noi vogliamo conoscere l'intercettazione e vorremmo anche sapere perché non è stata messa a disposizione dalla difesa. Avvocato, l'intercettazione è quella che è incorporata nell'interrogatorio, nulla di più. Ma c'è già una omissis nell'interrogatorio sulla stessa intercettazione. Ma non vuol dire che per noi dobbiamo fare atto di fede nella procura perché la procura ci dice che è quella. Noi la vogliamo leggere, sappiamo che c'è un'intercettazione, è stata impiegata e adesso per di più si utilizza il contenuto per fare le domande, Presidente. Questo è fin troppo ovvio, lo capirebbe anche un bambino. Allora, signor Presidente, io non utilizzo intercettazione, io chiedo al Di Maggio se lui ha fatto delle telefonate al padre prima di essere arrestato. È un fatto storico che prescinde dal fatto che ci siano state intercettazioni. Non utilizzerò questa telefonata per fare delle contestazioni. No, a noi ci serve a questo punto, Presidente. Se la prenda per altri motivi, ma non mi può impedire di fare una domanda su un fatto storico, se lui ha telefonato al padre. Prima di passare oltre io chiedo che il Tribunale voglia decidere su questo punto, Presidente. Questa intercettazione è possibile depositarla in vista del controesame? Non c'è alcun problema, è una trascrizione di polizia. Oltretutto credo sia anche vecchiotta questa, non è ieri, dico, non è È del ieri. 28 settembre 97. 28 settembre 97. Quindi sono vari mesi che poteva essere messa a disposizione della difesa come tante altre E cose allora, che ci vengono. i pubblici ministeri la depositano, però la domanda è ammessa, in modo che può essere utilizzata questa intercettazione in fase di controesame. Ma ce l'hanno appresso, Presidente? Non lo so. Perché se no Non possiamo portare appresso a Roma tutto il quindi noi materiale. per domani non la possiamo avere. Signor Presidente, No, rinuncio alla domanda, tagliamo la testa al toro. Rinuncio alla domanda, tagliamo la testa al toro. No, ma non rinunciamo noi. Non posso neanche rinunciare alla domanda. Farete il controesame limitato a questo e mancherà questa intercettazione, avvocato. Andiamo avanti. No, Presidente, noi facciamo formale richiesta di acquisizione. Lei ce la respinge, ma Sì, ma l'opposizione l'avesse potuto fare tempestivamente. Andiamo avanti. Allora, non ho capito, alla fine sono autorizzato a fare la domanda oppure no? La domanda non la può fare. D'accordo. Neanche se ha fatto delle telefonate al padre. Questo si è fatto delle telefonate al Lei padre. ha fatto le telefonate al padre. Lei ricorda che c'è stato l'omicidiato? Ricorda se è stato fatto il tampon kit a suo figlio? Sì, Ricorda se in occasione di questo fatto lei fece una telefonata a suo padre? sì, telefonavo a mio padre. Si ricorda che cosa vi siete detti in questa telefonata? Presidente, ci risiamo. Scusi, lui non lo può introdurre, l'abbiamo già detto, l'abbiamo chiarito. Non ho capito, signor Presidente, io non posso utilizzare un mezzo processuale che è un'intercettazione. Ma si può rimuovere un fatto, cioè che c'è stata una telefonata e ce lo racconta lui. Io non utilizzerò la telefonata per contestare e dire no, il contenuto è stato diverso. Faccio raccontare un fatto che prescinde dall'esistenza di un'intercettazione. Presidente, qui si tratta di sfruttare delle conoscenze che la difesa non ha. E allora, pubblico La ministero, difesa per ha, fare perché sono queste state domande descritte. lei deve depositare l'intercettazione. Queste domande su questo argomento non le può fare. D'accordo. Allora, signor Di Maggio, il punto di partenza è sempre quello, il modo attraverso il quale lei è arrivato a parlare di questa storia dell'avvocato Ganci. Quindi succede questa cosa di cui non possiamo parlare, dell'intercettazione, dopodiché si ricorda se a questo punto lei comincia a parlare di Migliore. Sì, E che cosa dice?
Dico il discorso il discorso diciamo del ribaltare il processo Andreotti tramite Migliore. Perché tramite Migliore? Perché io non volevo domani uscire discorsi che venivano da questa linea, della linea dell'avvocato Ganci. Cerchiamo di essere più chiari, vediamo se ho capito. Dunque, in questa fase del confronto, dopo questo itinerario che abbiamo cercato di ricostruire, lei a un certo punto racconta la storia di Migliore, Sì, però tace la storia di Gangi, sì. e tace la storia di Gangi mentre parla della storia di Migliore perché? Perché? Perché domani non si arriva a Migliore. Non si arriva a? A Migliore, perché questo è stato detto, per dire, il discorso riferito a loro è stato detto prima. Scusi, forse lei dice perché domani non si arriva a Migliore o non si arriva a Ganci? Non si arriva a Ganci. Ecco, perché logicamente non aveva senso. Perché domani non si arriva a Ganci, e perché non si doveva arrivare a Ganci? Perché diciamo là ci poteva essere un pericolo. Là ci poteva essere, laddove? Nella linea dell'avvocato Ganci. Nella storia dell'avvocato Ganci. Esatto. Mentre nella storia di Migliore non c'era pericolo. Per me no. Quindi lei racconta la storia di Migliore per nascondere la storia di Ganci. Esatto. Perché lì c'era pericolo nella storia di Ganci. Esatto. Esatto. Quindi questa storia Migliore lei la tira fuori per quale... Se è capito? La tiro fuori perché lui mi aveva accennato molto tempo fa la storia di Andreotti, i soldi che se ti dasse tanti soldi potresti ribaltare il processo. Era un discorso in aria che mi facevo. Quindi la storia di Migliore esisteva, Migliore le aveva fatto quel discorso, ti immagini se tu ritrattassi miliardi eccetera, quindi lei racconta una storia vera, però racconta questa storia per coprire quella di Ganci. Esatto. Oh. Dopodiché che cosa succede? Dopodiché quando? Scusa. Cioè com'è che lei arriva alla fine a tirare fuori questa storia di Ganci? Perché in un primo momento, come ha finito di raccontare ora, dopo che c'è questo confronto con la Barbera, lei nega, rinega, poi alla fine tira fuori la storia di Migliore per coprire la storia di Ganci. Esatto. Perché c'era pericolo nella storia di Ganci. Esatto. E poi cosa succede? Poi questa storia però la racconta, la storia di Ganci. Sì. Cos'è che la induce a raccontare questa storia di Ganci? Ma mi induce diciamo alla mia condizione che domani mi venga a trovare e allora ho chiesto aiuto alla procura e domani andando a finire in galera cercavano di mettermi in un posto che non ci potevano essere altre persone per questo motivo. Sì, scusi, può essere un po' più chiaro? Diciamo andando a finire in galera a avere diciamo una certa riservatezza per questo motivo, per la mia sicurezza. Sicurezza? Sì. Quindi lei ne parla alla procura perché teme per la sua sicurezza? Sì. E che cosa temeva? La vita. Vuole ripetere la domanda? Ecco, ripeto la domanda. Quindi lei questa storia di Ganci, seppure così faticosamente, la racconta perché temeva per la sua sicurezza? Sì, per la mia vita. Per la sua vita in che senso? Che poteva succedere, signor Di Maggio? Lo spieghi? Lei è in carcere? Sì, è in carcere. Per la mia convinzione che ho, mi poteva succedere pure in carcere, farmi fuori. Quindi la racconta per salvarsi la vita? Sì. Lei ricorda se alla procura mentre raccontava questa storia disse proprio che temeva per la sua pelle? Sì, penso di sì, non mi ricordo però.
L'ha trovato questa parte? Quest'ultima parte la sta cercando oppure no? No, no, mi basta la risposta che ricorda, che crede di sì. Buonasera, sono le 2:20. Vogliamo fare una pausa per la colazione e riprendere dopo? Se pensate di finire, non so, oppure vuole concludere un argomento, non lo so. Io non ho... Una pausa la dobbiamo fare però. Signor Presidente, potremmo concludere 20 minuti. 20 minuti. Concludere che cosa? Il nostro esame. Tutto? Sì. E allora? Se sono 20 possiamo proseguire. Se sono 20. E allora evitiamo. Realisticamente noi riteniamo, possiamo sparare di 5 minuti, invece 20-25, ma realisticamente siamo sui 20 minuti. Allora facciamo una pausa di 5 minuti e tiriamo ad oltranza. E concludiamo l'esame. Facciamo una pausa di 5 minuti però. Davanti ancora non è arrivato. Ah, scusi, io ero talmente... Già vedevo gli occhi del Presidente che mi... Prego. E allora, prego. Possiamo, sì. Signor Di Maggio, dopo la sua collaborazione, dopo l'inizio della sua collaborazione nel 1993, quindi dal 93 all'ottobre del 97, lei ha avuto modo di incontrare Angelo Sino? Sì. Quando lo ha incontrato e dove? L'ho incontrato nel mese di maggio-giugno 97. Dove? L'ho incontrato a Pisa all'ospedale di Santa Chiara. Per quale motivo vi siete incontrati? Chi ha provocato questo incontro? Diciamo, io nel periodo che sono stato in Toscana avevo un amico mio, da ragazzino eravamo amici, diciamo era l'unica persona che io per i miei bisogni che potevo avere, a livello pure di usare il suo libretto per mio figlio, per il bambino, qualsiasi cosa che mi poteva essere utile. Come si chiama questo amico? Si chiama Di Maria Mario. E quindi? Quindi essendo in Toscana un giorno mi presenta a Peppe Cilestre, che questo è un paesano mio che io diciamo non lo conoscevo, però l'ho conosciuto in Toscana. Cioè era un paesano suo che si era trasferito in Toscana? Sì, sì. Da poco, da molto? Ma forse da molti anni, non lo so, 17 anni o qualcosa del genere. E allora Peppe Cilestre è parente di Angelo Sino. È nata questa amicizia con Cilestre, ogni tanto ci vedevamo o andavo a casa sua, e allora un giorno mi viene a cercare Peppe Cilestre e mi dice c'è Angelo Sino all'ospedale di Santa Chiara, e dice e ti vorrebbe vedere, tu hai niente in contrario? No. E allora l'indomani mi viene a prendere, questo nel periodo del mese maggio, fine maggio, i primi di giugno mi sembra, e mi porta all'ospedale di Santa Chiara, siamo entrati là dentro a piedi, e Angelo Sino era
in un reparto dove lui era, diciamo, controllato, dove era per la sua malattia che aveva, era in quel reparto, ed era fuori con la moglie che passeggiava fuori, diciamo, lo stabilimento. Siamo arrivati io e Peppe Celeste, e quando mi ha visto mi ha abbracciato e mi ha detto, dice, io ho dimenticato tutto quello che è successo. E allora, perché che cosa era successo proprio in estrema sintesi? Estrema sintesi, che io, per dire, Angelo Sino l'avevo accusato per appalti. Quindi in un processo che Sino stava subendo? Sì, sì. Quindi insomma, ho dimenticato tutto significa che tu mi hai accusato? Sì, sì. Quindi vado avanti poi nel riferire di questo incontro. Allora, si è parlato del più e del meno, poi a un certo punto mi dice, vedi se domani puoi venire, dice da solo, dice che ci vediamo un pochettino, dice, però dice, chiamami a questo numero, mi ha dato un numero di telefonino e dice, però telefonami da una cabina. Va bene. Io l'indomani, è stato nel primo pomeriggio o dopo, non mi ricordo, e gli telefono e gli dico, geometra, che fa, posso venire? Dice sì, vieni, ci ti aspetto giù, fuori del padiglione. E lo vado a trovare e allora abbiamo conversato un pochettino, che si dice, come stai, so che in Sicilia mi arriva qualche notizia che c'è Nicola che si muove in paese, Nicola Lazio. Nicola Lazio. Sì, in effetti ci sono 2-3 ragazzi che si muovono giù per qualche appalto, dice, ma questa appalto, dice, piccolini, ma lasciali stare, dice, vediamo se possiamo parlare di appalti grosse a livello di 20 miliardi, 40 miliardi, a questo livello. Quindi, cioè, se ho capito bene, lei comincia a dirgli che c'ha qualcuno di questi giovani che si muovono per suo conto giù, e Sino replica con, ma sti appalti piccoli lasciali stare. Sì. E questo, diciamo, sì, la progressione del discorso. Sì, e allora a un certo punto che si discute di sta parte, io ho detto, faccio salire a Nicola Lazio e a Michele Camarda e vi mettete d'accordo, perché loro stanno giù, tu ora te ne scendi a Palermo e poi vedete voi quello che dovete fare. E faccio venire. Lei in questa prima fase del colloquio gli chiede qualcosa al Sino relativamente agli appalti, cioè gli chiede qualche cortesia? No, non gli chiedo la cortesia io, è lui che a un certo punto. Relativamente agli appalti le sto chiedendo. A un certo punto lui mi inizia a parlare di comprarne una proprietà pure in Toscana grossa, di 40 ettari, 50 ettari di terreni con caseggiate principesche. Mi parlava di questo terreno, dice che ci sia, dice, una parte di terreno che sia, diciamo, tutto alberato, perché lui, non so, aveva la mano per prendere un contributo, era una cosa che a lui
era in condizione forse di prendere i contributi, perché essendo metà terreno coltivabile, metà tipo foresta, lui riusciva a prendere dei contributi. No, signor Di Maggio, non sono stato chiaro nella gliela faccio più direttamente. Lei fa cenno ai suoi fratelli? Ai miei fratelli? Sì. No, che ricordo. Gli chiede di fare lavorare in qualche modo i suoi fratelli a San Giuseppe Jato? No. Va bene. Allora, parlate di queste cose, il Sino le dice è meglio che non perdere tempo, parliamo o dedicati a appalti di maggiore importanza, di maggiore rilievo. E come si conclude questo discorso, o comunque come si conclude questo incontro? Questo incontro si conclude, diciamo, a un certo punto lui mi fa dire se ti può essere di aiuto, dice nel processo Andreotti, tu dice perché sarai chiamato, prima o dopo sarai chiamato, dice l'idea è uscita che tu ai tempi, diciamo quando eravamo in paese che ancora gestiva qualche cosa, dice digli che ne avevi parlato con me nel discorso Andreotti, però siccome lui è un tipo che per me i discorsi chiacchierone prende troppi discorsi in aria, e allora a un certo punto io l'ho lasciato andare perché la cosa non mi interessava più di tanto, e mi parlò di sta storia pure, se poteva essere utile lui poteva intervenire in merito a fare qualche dichiarazione, se no a me non mi è utile, perciò la cosa non mi interessa. Senta, ma prima che lei iniziasse la sua collaborazione, quindi e venisse arrestato nel 93, capitava mai che Sino la vedesse, o meglio che Sino l'abbia visto quando lei andava a casa di Ignazio Salvo? No. Lei sa se Sino, o meglio la madre del Sino, aveva una casa a Piazza Vittorio Veneto nei pressi di quella di Ignazio Salvo? Adesso sapevo che c'aveva una casa vicino alla statua, nella via del Berta. Lei ci è andato mai in questa casa? No, mai. E Giovanni Brusca? Non lo so. È andato mai sotto l'abitazione della madre di Sino, quindi nei pressi, diciamo, del portone d'ingresso? Nei pressi mi sembra di no. No. Che cosa significa mi sembra di no? Non lo ricorda oppure lo esclude? No, non ci sono mai andato a casa né di sua madre né ai pressi, e io sono andato diciamo nella strada per andare da Ignazio Salvo, diciamo. Quindi sotto casa della madre di Sino, o a casa, peggio ancora, della madre di Sino, lei esclude di esserci mai stato? Sì, lo escludo. Senta, lei ricorda di avere fatto un confronto con Angelo Sino su questi punti? Noi abbiamo fatto un confronto con Angelo Sino. Ricorda che cosa le disse nel corso di questo confronto su queste cose Angelo Sino? Su queste cose intendo dire su chi prese l'iniziativa del discorso relativamente al processo Andreotti e sul fatto che Sino l'aveva vista
in alcune occasioni in cui lei si era recato a casa di Ignazio Salvo. Se lo ricorda? No, non me lo ricordo questo. Ricorda una frase particolare che Sino le ricordò, nel senso che questa frase l'aveva pronunciata lei nel corso di questo incontro? Ma una frase, diciamo, non lo so quale frase abbiamo pronunciato o ha pronunciato. E allora la frase è a pagina 6 della trascrizione integrale del confronto tra lei e Sino avvenuto il 7 novembre del 97, e il Sino dice: in particolare mi ricordò, rivolto a lei, una circostanza. Mi chiese se ricordavo una conversazione avvenuta tra noi nella quale lo stesso Di Maggio osservò che, virgolette, rivolgendosi a Sino, a lui Sino, quando tu ti annacavi io manco ti viria, ovvero quando tu vantavi conoscenze altolocate io neppure ti vedevo. Se la ricorda questa? Che ha detto lui, ma, Sì. ma mai è successa questa storia. Ricorda se il Sino nel corso del confronto le contestò che il fatto, cioè l'iniziativa relativamente al processo Andreotti, tra virgolette, l'aveva presa lei e non esso Sino? Sì, c'è stata una contestazione, però il discorso è io non avevo nessun interesse al mondo andare a dire a lui che avevo bisogno di lui nel processo Andreotti. No, non l'ho detto né a lui né a altri. E senta, e ricorda se il Sino le chiese: ma io come avrei potuto, ammesso che quello che tu, Balduccio, mi stai dicendo sia vero, come avrei potuto entrare nel processo Andreotti visto che non collaboravo, non avevo alcuna veste per entrarci? Si ricorda se le fece questa obiezione di carattere logico oltre che di carattere giuridico? Questo l'ha fatto nel confronto che abbiamo avuto, però siccome gliel'ho contestato io questa cosa, poi lui ha cercato, non so, ha cercato la scusa per tirarla avanti lui questa storia. Questo è il discorso. E io le chiedo, a parte quindi questo riferimento alla obiezione che nel corso del confronto le ha fatto lo stesso Sino, lei quando Sino, a seguire la sua versione dei fatti, giusto? Sì. Quando Sino all'ospedale Santa Chiara le dice Balduccio, io sono disposto a venire in tuo soccorso e testimoniare per il processo Andreotti, se ti può essere utile, non gli chiese, non le venne in testa: ma Angelo, ma come fai a testimoniare nel processo Andreotti? Io ho già deposto 6 mesi prima, 7 mesi prima, come faccio a farti intervenire? Il discorso che lui a me dopo mi fece, o prima o dopo tu sarai chiamato di nuovo nel processo Andreotti e tu, se ti può essere utile, fagli sapere che io sono al corrente di queste storie che tu mi hai raccontato. Siccome a me i discorsi di Angelo Sino restano sempre come una volta, per me lui è leggero e basta. Cioè, intende dire, lei non diede peso a questa frase di Angelo Sino? No. Cioè le sembrò
un discorso lasciato in aria? No, un discorso dal solito angelosino. Cioè? Da uno che chiacchiera molto. Ho capito. Senta, ritornando sempre al vostro confronto, ricorda se Angelo Siino le disse nel confronto che era stato lei a chiedere l'intervento del Siino per fare lavorare a San Giuseppe Jato in qualsiasi modo nel settore degli appalti i suoi fratelli perché avevano bisogno di lavorare? No. E per quello che lei ricorda, come andarono avanti poi questi rapporti tra Angelo Siino, Nicola Lazio e Michele Camarda dopo che lei li mette in contatto fino al punto in cui ai primi di luglio del 97 Siino viene arrestato? Che cosa sa su questo punto? Perché lei ha finito col dire, dice va bene, vi incontrate voi, ne parlate voi. Sì. Dopo che cosa avviene? Sa se si incontrarono? Si sono incontrate più di una volta a casa di Siino pure. Dove a casa di Siino? Cioè in quale città? A Palermo. A Palermo. Che lei sappia si incontrarono pure in Toscana, a Pisa o lì vicino? Sì, una volta si sono incontrate in Toscana. Ho capito. Fra Angelo Siino, Michele Camarda e Nicola Lazio. Va bene, quindi poi si incontrano a Palermo. Sa se comunque questi loro progetti di rimettersi insieme nel mondo degli appalti sono andati avanti oppure si sono interrotti per l'arresto del Siino? No, so che il discorso è andato sempre avanti tramite Michele Camarda, che Siino gli aveva fatto conoscere gente di Catania per prendersi certe appalti, con Palermo pure, che il tramite era Vitale. Il nome non mi viene, è Vitale, cugino di Nicola Lazio. Francesco o Simone? Simone. Che hanno preso questi contatti e stavano concludendo questo affare. Ma io le chiedevo, lei sa se poi conclusero qualche affare oppure tutto restò a livello di progetto? Che io sappia no. Cioè che io sappia no, che cosa? Che non hanno concluso. Non hanno concluso niente. Nessun'altra domanda? Allora a questo punto rinvio il processo all'udienza. Che c'è? Mi dà la parola, sono l'avvocato di Gaia. Senta, vedete, volevo chiederle una cosa. Nella scansione dei tempi, lei quando ritiene di consentire a me di fare delle domande? Perché io è un problema di interpretazione dell'articolo. Le domande dopo il controesame.